Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Per le persone che ieri non erano presenti vorrei ricordare che questo convegno è organizzato dall'Associazione Faunisti Veneti in collaborazione col Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell'Università Ca' Foscari di Venezia, con la collaborazione della Biblioteca Scientifica di Ateneo e con la collaborazione del Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue e della Fondazione Musei Civici di Venezia. Il convegno ha inoltre ricevuto il patrocinio del Comune di Venezia, del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo e Regole d'Ampezzo, dell'Ente Parco Regionale del Fiume del Sile, dell'Ente Parco dei Colli Euganei e dell'Ordine dei Biologi. Scusate, ieri era una cosa che non avevo detto. Tra le altre cose, fuori avete trovato la disponibilità delle nostre pubblicazioni e ci tengo anche a dire che i genitori di Michele Panuccio, che è un ornitologo che si occupava di rapaci, mancato di recente, ci ha chiesto se potevamo mettere in occasione del convegno queste pubblicazioni che avete trovato fuori e chi era interessato le poteva prendere e raccontano un po' la storia di questo giovane ornitologo scomparso di recente. Ora passo la parola a Michele Cassol che oggi modererà la giornata. Bene, allora benvenuti a tutti. Il programma lo conoscete, è un programma a sessione mattutina molto intensa, quindi prego tutti i relatori di stare nei tempi. Io cercherò un po' di assumermi questo ruolo, di segnalarvi un po' i minuti che passano. Ecco. Abbiamo quattro relazioni. Poi c'è la pausa caffè, poi abbiamo altre 4 relazioni, ecco. E quindi io inizierei subito con il primo intervento di Paolo Turrin e Giuseppe Pessa, nuove segnalazioni e stato attuale della lampreda di mare Petromyzon marinus nelle acque del Veneto. Facciamo interventi di un quarto d'ora, poi ci sono 5 minuti per se c'è qualche domanda. Allora Paolo, se vuoi venire. Allora, buongiorno a tutti. Ora, una piccola premessa a questa piccola storia che andiamo adesso a presentare è che la fauna riserva sempre sorprese, no? Quando uno pensa che qualcosa è andato, poi magari ricompare all'improvviso, anche se tutto il contesto di contorno sarebbe quello per dire poveretta ormai è andata. E questa è anche la storia della lampreda di mare in Veneto. Lampreda di mare, sapete, la conoscete forse sicuramente tutti quanti meglio di me, è un ciclostoma, un Petromyzonte se preferite, insomma qualcosina un po' più vecchio dal punto di vista evolutivo rispetto ai pesci. È un pesce che a livello globale non è che stia male, è ampiamente diffuso in Atlantico, su entrambe le coste è presente, è una specie anche discretamente consistente e considerata a rischio minimo a livello globale, però il Mediterraneo è sempre stata poco presente. Giannini agli inizi, anzi prima degli inizi dell'altro secolo, diceva che sul Veneto era una specie rara, e poi diciamo che pian pianino questa specie è andata sempre a diminuire. Come tutte le lamprede ha una biologia bellissima, è un pesce che inizia la sua storia riproducendosi sui ghiaretti dei tratti medio superiori dei fiumi, li risale, depone le sue uova, fa una prima parte della sua vita di un paio d'anni, 2-3 anni in forma larvale, scendendo dalla parte del ghiaretto verso la parte medio-bassa del fiume. Gli ammocetti, le larve della lampreda si infossano nel fango, passano un paio di anni, 2-3, poi la bibliografia, la letteratura è abbastanza ampia, non ci sono dati certissimi, però fanno 2-3 anni, dopodiché scendono a mare, si fanno 3-4 anni in mare dopo essere metamorfosati, avendo già assunto quello che è l'aspetto finale dell'animale, e passati alcuni anni di accrescimento di fase trofica in mare, 3-4 anni, anche qua la letteratura è abbastanza aria, riprendono da zero il viaggio e vanno a risalire di nuovo i fiumi per andare a deporre nuovamente le uova nelle zone di Iareto e del Medio Corso, e quindi la storia ricomincia. Diciamo che la specie nell'ultimo secolo, più che altro nel Novecento, quantomeno nella seconda metà del Novecento, ha subito un certo oblio, nelle acque del Veneto. Segnalazioni certe non ce ne sono più, venivano sempre citate
le varie carte ittiche, che alcune abbiamo scritte anche noi, venivano sempre citate, ma era raramente presente, segnalata nel Brasso Brenta, qualche volta avvistata in Laguna Venezia, ma di segnalazioni concrete negli ultimi 50 anni del Novecento poche ce n'erano state, se non nulla. Tanto che Sergio Zerunia nel 2004, quando fa lo stato di conservazione dei pesci Italia, dice che la specie si può considerare localmente estinta, diciamo nel Veneto e generalmente nell'Alto Adriatico. E io stesso, quando purtroppo per me 15 anni fa abbiamo fatto la lista rossa dei pesci del Veneto, abbiamo detto che è una specie che anche noi consideravamo sostanzialmente estinta. Ma guarda caso, proprio nello stesso anno, quando viene pubblicata la lista rossa dei pesci del Veneto, ricompare la prima segnalazione di una cattura di un individuo a Venezia, la segnala Luca Mizzani nel 2007, con un individuo recuperato sempre dai pescatori di professione, perché sono loro che poi ci forniscono questo tipo di dato sostanzialmente, perché è un pesce estremamente difficile da catturare con i classici metodi di monitoraggio ittico. Quindi nel 2007 arriva una prima segnalazione in Canal Nuovo in Laguna di Venezia e dopo altri 10 anni Fiorini e altri collaboratori segnalano 2 ulteriori catture, una a Jesolo Lido e una a Chioggia. Dato interessante, caspita, questa specie è estinta, la vediamo una, abbiamo anche se sporadiche altre segnalazioni che si ripetono, quindi vuol dire non tutto è perso, e per fortuna così è. La nostra segnalazione non riguarda certo popolazioni importanti come quelle che ci sono in Tirreno, magari poi diremo 2 parole sulle popolazioni del Vara, però dopo il 2017 cominciano ad arrivare altre informazioni in merito alla possibile presenza della specie anche in altri posti del Veneto, e ci arrivano 2 informazioni certe, perché informazioni grigie ce ne sono molte, dopo vedremo anche queste, ma informazioni certe con materiale documentale ne arrivano sempre poche. La prima ci arriva nel 2019, in un posto distante anche dagli altri, perché la segnalazione della lampreda di mare nel Basso Veneto, diciamo così, nella parte meridionale della regione, era veramente tantissimo tempo che non aveva nemmeno più segnalato, anche se, tanto per dire, la specie è segnalata in tutto per il SIC dell'Adige, quindi teoricamente ci dovrebbe essere stata, però nel 2019 ad aprile riceviamo la prima segnalazione di una cattura fatta di fronte al Barella, di cui poi vedremo anche il reperto. E successivamente l'anno dopo arriva, anche se il filmato è stato recuperato soltanto proprio in questi giorni, oltre alle segnalazioni così informali, pescato una seconda cattura nella zona di Caorle, dove poi, vedrete, si concentra il maggior numero di segnalazioni di catture di questa specie da parte dei pescatori. Quindi diciamo è un insieme di dati che ci fa in qualche modo sperare per la specie. Ma direi che adesso la cosa più così simpatica gira dall'altra via e vedere la prima cattura. No, basta. Sborro, tira fuori la bocca anche. No, ma vieni fuori da qua, Kelly. Ti amica, guarda. Guarda, sì, la bocca. Guarda che roba. Gira l'altra via, gira che facciamo vedere tutto davanti. Un alieno, questo qua deve venire da qualche parte dello spazio. Come fa a girare? Non lo tocco mica questa roba qua. Se giri. No, se giri. Anche una vaga che ti salta addosso. Questo mangia i crostacei, chissà, che mangia quello. Ecco, direi, a parte la simpaticità dello slang, no? Che quindi caratterizza in modo univoco il punto di rinvenimento, non genera dubbi sulla bontà del reperto, della cattura, si nota chiaramente, insomma, dall'immagine, si può determinare facilmente dall'immagine la specie. Questo è un dato importante per 2 motivi. Primo, viene catturata in aprile, cioè giusto nel periodo della rimonta della specie verso le acque interne, un individuo adulto, questo di dimensioni notevoli, non avendo l'animale perché è stato fortunatamente liberato, ma comunque è un individuo che si può stimare sui 70-80 cm, quindi perfettamente pronto per la risalita, e guarda caso viene pescato proprio in foce al Po di Levante, quindi viene trovato proprio all'imbocco di quello che potrebbe essere una delle vie di risalita. Purtroppo non farà molta strada perché, come sapete, ne parliamo dopo. Il grande problema di questa specie sono gli sbarramenti presenti, purtroppo da temere per il futuro, nei tratti medio-bassi di corso d'acqua. Questa è la prima segnalazione del 2019, ne abbiamo una seconda più recente del 2020, questa volta a Caorle. Per chi conosce la zona, visto che in tanti frequentate la Brussa, è stata rinvenuta praticamente dall'altra parte dove c'è il ristorante Mazarac, dove c'è
la zona, mi pare si chiami, del Canalon. Anche in questo caso, insomma, l'immagine è abbastanza evidente, vedete che manca purtroppo il commento audio come prima, però è importante vedere il particolare dell'animale che ce lo conferma, che ci conferma anche in questo caso, insomma, l'attribuzione alla specie in modo certo. Quindi, se andiamo a fare un breve riassunto di tutte le segnalazioni di questa specie nell'arco degli ultimi 20 anni, quindi diciamo di questo secolo, vediamo che rispetto alla totale mancanza di segnalazione degli ultimi 50 anni del Novecento, abbiamo un quadro di presenza, quantomeno di segnalazione della specie, perché stiamo sempre parlando di singoli individui, che praticamente tocca tutto il litorale veneto. I pallini verdi indicano i punti di cattura certa, che si distribuiscono in modo omogeneo su tutto, diciamo, il litorale, e in più ho segnato, come vi dicevo prima, in bianco una serie di punti di segnalazioni grigie, le chiamiamo, che pervengono sempre dai medesimi pescatori professionali, con altrettanti punti di cattura dell'animale. In acqua marina normalmente vengono presi con le reti da posta o tremagli, qualche volta con le reti da seppie, in questo caso in laguna di Caulo, soprattutto con le nasse e con i bertovelli. Punti di segnalazione di cui non abbiamo il dato, ma che comunque possiamo ritenere abbastanza attendibili, ed è particolarmente interessante come si concentri nella zona della laguna di Caorle una fitta serie di segnalazioni che ci farebbe ben sperare sul fatto che effettivamente ci possa essere ancora un punto, un qualche sito riproduttivo della specie anche all'interno delle acque venete, perché difficilmente ci potremmo spiegare, passo alla slide successiva, la situazione del Veneto rispetto al resto delle segnalazioni dello stato della lampreda di mare in Italia. In questa immagine facciamo un attimo un riassunto per il medesimo arco temporale, cioè negli ultimi 20 anni, dei punti di segnalazione della lampreda di mare in Italia. Anche per il resto d'Italia, diciamo, nell'ultima parte del Novecento le segnalazioni erano praticamente assenti. Dopodiché si parte con le prime segnalazioni intorno al 2003 nella zona del Magra, dove in seguito ad un'asciutta recuperano 120-130 ammoccetti di lampreda di mare, quindi individuando un sito riproduttivo certo, e poi nella zona compresa fra il Magra e il Vara, quindi a cavallo fra la Toscana e la Liguria, si conferma il primo punto certo di riproduzione di nuova individuazione di un punto di riproduzione certo in Italia, la lampreda di mare, e questa viene nel tempo controllata e verificata, ma poi pian pianino compaiono ulteriori segnalazioni in tutto il resto del medio Tirreno, segnalazioni in Ombrone nel 2009, nel Mignone nel 2020. Il Mignone è un fiume bellissimo che entra in una riserva naturale altrettanto bella, dove l'anno scorso, ma un anno e mezzo fa, viene trovato un ulteriore individuo in risalita riproduttiva, così come poi vengono segnalate nel Tevere, nell'Amaseno, e recentemente di nuovo anche in Sardegna. E oltre a questo lotto, chiamiamoli, di segnalazioni di individui tirrenici, per l'Adriatico tutte le segnalazioni che abbiamo per il momento, almeno reperito in letteratura, sono tutte concentrate a livello del litorale veneto. Per cui, che cosa possiamo dire? Prima cosa è la sorpresa piacevole, pensavamo di essercela giocata, invece fortunatamente ci ha sorpreso e a qualcosa ancora c'è in giro. Per cui diciamo, le segnalazioni si ripetono, è nostro auspicio, magari sensibilizzando i pescatori di professione, che ci facciano avere segnalazioni certe di ulteriori catture, perché il dato è estremamente interessante. La cattura di individui adulti in prossimità delle foci di fiumi inequivocabilmente ci fa pensare che una rimonta riproduttiva e qualche sito di riproduzione ancora ci sia. La preoccupazione per mantenere, o meglio, per fare sì che questi timidi segnali di ripresa si concretizzano con un recupero un po' migliore della popolazione di questa specie, è di porre la massima attenzione a quello che verrà fatto nei prossimi anni
con le sistemazioni fluviali dei tratti medio-bassi di corsi d'acqua. Non che i tratti alti non siano importanti, sono importantissimi, ma quelli ce li siamo in parte quasi del tutto già giocati. Però ogni tanto mi fa rabbrividire l'idea di sentire progetti di nuovi sbarramenti, e purtroppo sono già avanti in Foce Brenta, in Foce Adige, che potrebbero essere due dei siti di rimonta di questa specie verso siti riproduttivi. La Foce Brenta, che raccoglie il Bacchiglione, il Brenta e il Fratta Gorzone, è una linea di accesso soprattutto per il Fratta, che poveretto è sfigato di suo per la qualità delle acque, ma che è privo di sbarramenti sostanzialmente per tutto il suo corso d'acqua. È una linea di penetrazione non solo per la lampreda, ma anche per i cefali, che riporta questa specie in rimonta fino a un centinaio di chilometri oltre la foce. Quindi sono dei punti che vanno assolutamente preservati da nuove idee di bacinizzazione, recupero di invaso di acque per l'agricoltura, perché francamente sarebbe il colpo di grazia non solo per questa, ma per tutte le specie di rimonta nel basso corso dei fiumi del Veneto. Bene, e ho finito, grazie. Grazie Paolo per l'interessante contributo e anche per queste indicazioni gestionali. Credo veramente che il nostro ruolo sia proprio anche questo, diciamo, di riuscire anche a vedere un po' le indagini che svolgiamo, i dati che raccogliamo anche in una prospettiva proprio gestionale, perché questa, diciamo, sono le ricadute poi importanti che le informazioni che riusciamo a raccogliere anche con tanta fatica poi possano trovare effettivamente, possono tornare utili, ecco. Allora c'è sicuramente lo spazio per una domanda, se c'è. Volevo capire una cosa, le lagune in questo contesto hanno qualche significato per la specie o possono essere una, diciamo, situazione che trovano tra eventuali acque marine e le acque dolci? Hanno una loro valenza. Per la specie le lagune, come i tratti litorali, sono delle zone di accrescimento trofico nella fase di ingrasso, di aumento delle dimensioni prima della rimonta riproduttiva, quindi senz'altro insieme col litorale rappresentano delle zone elettive per la specie. Il fatto che la maggior parte delle segnalazioni certe e grigie provengano dalla laguna di Caorle, insomma, già depone a favore di questa ipotesi. Bene, allora grazie ancora Paolo e Giuseppe Pessa, e passiamo al secondo intervento che riguarda un'altra interessante specie di cui abbiamo sentito parlare spesso, ma siamo curiosi di vedere un po' qual è lo stato di avanzamento un po' delle indagini che si stanno facendo. Il contributo è la salamandra di Aurora, salamandra atra aurore, sull'altopiano dei 7 comuni, nuove segnalazioni e sfide per la sopravvivenza dopo la tempesta Vaia. Il contributo è di Sara Le Fosse, Simone Giachello e Lucio Bonato, e parla Sara Le Fosse. Qui chiedo di rimanere nel quarto d'ora. Allora io ne approfitterei di questa pausa tecnica perché c'è un fuoriprogramma. La provincia di Belluno, insieme ai faunisti veneti, sta attivando per la verità un'interessante iniziativa per ricordare un nostro socio che è mancato da poco, Giuseppe Tormen. Molti di noi l'hanno conosciuto, abbiamo collaborato, abbiamo fatto tante cose assieme, e allora la provincia di Belluno ha avuto un'idea e io pregherei l'assessore alla provincia, approfittiamo di questo momento, che ci racconta in pochi minuti, Franco, per piacere, di cos'è questa cosa e come nasce e che prospettive può dare per noi come associazione. Puoi venire qua. Grazie, buongiorno a tutti, è veramente un piacere per me presentare questa cosa, ma soprattutto ascoltare queste interessanti relazioni, ecco, che hanno proprio questa anche bella finalità di dare delle indicazioni tecniche a noi che poi magari dobbiamo prendere le decisioni più o meno, insomma, condivise dal resto della società. La provincia di Belluno è una delle
4 province in Italia che hanno mantenuto in qualche maniera la delega sulla gestione faunistica: Trento, Bolzano, Sondrio e Belluno, appunto sulla base di anche uno impegno politico, insomma, che ci abbiamo messo per riconoscere la specificità appunto della provincia di Belluno, e all'interno delle poche risorse, insomma, che alla fine ci vengono assegnate, abbiamo pensato, avendolo promesso davanti durante il funerale, ti ricordi Michele, insomma, le abbiamo promesso, tanti di voi hanno promesso di voler continuare l'opera di Beppi Torman, questo grande amico che ci è mancato l'anno scorso, di fare qualcosa per lui, e credo che questo potrebbe essere proprio un'iniziativa interessante, nel senso di dare la possibilità a qualcuno di voi di studiare la fauna bellunese, di dare delle indicazioni di carattere gestionale a noi che poi dobbiamo appunto prendere le decisioni, istituendo la borsa di studio. Ringrazio qui l'Arianna che ci ha dato una mano dal punto di vista così organizzativo, amministrativo, perché insomma la provincia ha poco personale e quindi attraverso questa collaborazione, poi c'è anche il patrocinio del CAI, daremo per 3 anni una borsa di studio a qualcuno di voi. Grazie e buon lavoro. Ecco, quindi ringraziamo l'assessore, poi uscirà il bando, come il bando di Enrico, eccetera, e quindi ci sarà tempo per tutti i soci e anche i non soci di aderire con loro idee, loro iniziative sulla falsariga di quello che già si fa da alcuni anni con la borsa Enrico Romanazzi, quindi la possibilità, diciamo, si raddoppia rispetto a quella che è l'offerta che l'associazione fa. Sembra una cosa molto 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 rilevante, visti anche i risultati che anche la borsa Romanazzi ha avuto. Ci sono anche dei poster anche oggi che presentano proprio i lavori. Scusa Sara, e ti lascio la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie per questa possibilità di poter parlare di questo piccolo animale che ancora purtroppo non è nemmeno tanto conosciuto. Un po' questa cosa dipende dalle abitudini particolari di questa salamandra, che non è così facile da osservare. È andata? Ok. È stata descritta per la prima volta circa 40 anni fa. Le popolazioni trentine sono state scoperte meno di 20 anni fa, tant'è che qualcuno è convinto che i trentini le abbiano prelevate dal Veneto e portate giusto per cambiare un po' le cose che a volte si sentono sulla comparsa degli animali, insomma. È una salamandra alpina un po' particolare e vive esclusivamente nell'altopiano dei 7 comuni, per lo più in Veneto e appunto in una piccola zona anche in Trentino, ed è presente in un'area minore di 30 km², con una distribuzione che è discontinua. Infatti, come potete vedere dalla mappa, non so se si vede, ok, è presente in una zona occidentale, una zona centrale e un unico sito, almeno fino al 2014, con un unico dato di presenza per la parte nord-orientale. Nell'ambito appunto dell'altopiano dei 7 comuni poi è presente esclusivamente in un range altitudinale che va all'incirca dai 1200 ai 1800 metri di quota. Ops, cosa ho fatto? Che non va più avanti? Ok. Inoltre, rispetto alle altre salamandre alpine, è legata al bosco, quindi si trova esclusivamente quasi in ambiente boschivo e soprattutto nei boschi maturi misti di abete bianco e faggio, con scarsa presenza di abete rosso.
Questa associazione forestale sarebbe quella tipica dell'altopiano, se non fosse successo poi tutto il rimaneggiamento anche in seguito soprattutto alla prima guerra mondiale, in cui i boschi sono stati distrutti e poi ripiantumati. Purtroppo proprio a causa della perdita di habitat, della alterazione di questo tipo di associazione forestale, la salamandra di Aurora è considerata in pericolo di estinzione dalla comunità scientifica. Giusto per complicare la situazione, nel 2018 la tempesta Vaia si è abbattuta purtroppo anche sui boschi della salamandra di Aurora. È per questo motivo che dal 2019, grazie ad una collaborazione tra il Dipartimento di Biologia di Padova e il Comune di Asiago, sono partiti dei monitoraggi per capire nel breve termine quali potessero essere gli effetti della tempesta Vaia sull'habitat della salamandra e sulle salamandre, appunto. Niente. Nell'ambito di queste ricerche siamo riusciti a condurre anche delle ricerche extra, diciamo, che ci hanno consentito di ampliare le conoscenze sulla presenza di questa salamandra così rara e localizzata. E in particolare rispetto a quanto era stato pubblicato nel 2014 abbiamo ampliato l'extent of occurrence, cioè il poligono che racchiude, diciamo, tutti i punti, le osservazioni raccolte nell'arco degli anni. Siamo passati quindi da 70 km quadrati a 83 km quadrati, e anche l'area di occupancy, ovvero un reticolo, considerando un reticolo immaginario di 1 chilometro per 1 chilometro, la parte effettivamente occupata è passata da 26 km quadrati a circa 33 km quadrati. In particolare questa espansione, diciamo, è un po' più evidente, come si vedeva anche nell'immagine precedente, per la zona orientale, in cui, come vi dicevo, prima avevamo un unico dato di presenza e nell'arco degli ultimi anni abbiamo aggiunto 13 nuovi individui. Purtroppo di questi 13 ben 2 casi sono di individui che abbiamo rinvenuto schiacciati, in un caso su una strada percorsa dalle automobili e in un altro caso su un sentiero che viene insomma percorso a piedi o al massimo in mountain bike. Come vi dicevo, però, i nostri studi si sono concentrati soprattutto sulle conseguenze dirette di Vaia, ovvero diciamo, gli effetti sull'habitat della salamandra. In particolare già in uno studio preliminare che abbiamo presentato qualche mese fa nell'ambito di un'area campione, abbiamo stimato che circa un quarto dell'habitat della salamandra è andato completamente distrutto. Completamente distrutto significa che in un quarto dei boschi dove c'erano le salamandre adesso c'è questa situazione qui, quindi praticamente quasi tutti gli alberi sono stati abbattuti dalla tempesta. Questa cosa chiaramente frammenta ulteriormente l'habitat disponibile per questa specie, che tra l'altro dobbiamo sempre ricordare che non è, sono animali di piccole dimensioni che non riescono a spostarsi più di tanto. Aiuto. Ok. Nell'ambito di questo studio di cui vi parlo oggi abbiamo invece cercato di stimare l'impatto di Vaia in tutto l'areale di questa sottospecie tramite delle analisi di sovrapposizione con QGIS
prima con dei layer che riportavano le categorie forestali, che sono stati elaborati circa una ventina d'anni fa. Sono un layer per la provincia di Trento e uno per il Veneto. Considerando appunto che negli ultimi 20 anni non c'erano stati grossi eventi di cambiamenti della superficie boschiva, abbiamo ritenuto che potesse essere una situazione diciamo abbastanza attendibile rispetto a quello che poteva essere la situazione prima di Vaia. Poi abbiamo considerato ovviamente dei layer che mappano la superficie colpita da Vaia, che sono queste aree in rosso che vedete qui nella mappa. E inoltre soltanto per il Veneto abbiamo cercato di stimare, diciamo, l'evoluzione dei boschi dal 1954 all'anno della tempesta Vaia, perché per il Veneto è disponibile, abbiamo trovato questo layer, insomma. Da queste nuove analisi diciamo che emerge una situazione abbastanza simile a quello che avevamo già stimato per l'area campione, quindi circa il 19% di bosco è andato distrutto, ovvero su all'incirca 28 km quadrati di bosco, ben 5 km quadrati sono andati persi. Tra l'altro il 40% di questi boschi, quindi del totale distrutto, si trova nella parte più occidentale, che è quella dove sono presenti le popolazioni più conosciute e apparentemente più abbondanti di salamandra. In questo grafico vedete con le bande verdi la superficie boschiva prima di Vaia, e in rosso invece la percentuale di superficie distrutta. Appunto ognuna di queste bande rappresenta la zona, una delle tre aree, quindi abbiamo la parte ovest, la parte centrale e la parte est. Come potete vedere, le zone più colpite sono proprio i due estremi, diciamo, la parte occidentale e la parte orientale. Purtroppo, tra l'altro, queste due aree sono quelle che, almeno prima di Vaia, avevano una maggiore percentuale di abetine rispetto alla pecceta, che come dicevo all'inizio insomma non è proprio l'ambiente idoneo alla presenza della salamandra. Vedendo invece l'evoluzione dei boschi dal 1954 al 2018, ovvero l'anno della tempesta Vaia, chiaramente possiamo intuire come i boschi dal 1954 fossero in ripresa, e purtroppo poi nel post Vaia questa cosa regredisce, però la cosa impressionante è che ritorniamo quasi al valore del 1954, e le zone dove questa tendenza è più evidente sono sempre appunto la zona occidentale e la zona orientale. Ho parlato fino a questo momento degli effetti diretti della tempesta Vaia, quindi quello che Vaia ha distrutto, ma purtroppo ci sono anche gli effetti indiretti, ovvero i danni del post Vaia, perché per il recupero del legname schiantato sono state ampliate piste forestali, è stato rimosso pressoché ovunque e pressoché in maniera totale tutto il legname atterrato.
Il passaggio dei mezzi è avvenuto anche durante la stagione di attività delle salamandre, purtroppo, causando compattamento del suolo, rimozione degli strati più superficiali del suolo, la distruzione di rifugi, oltre a chiaramente costituire un pericolo di schiacciamento concreto degli individui che erano in superficie durante la stagione estiva, esponendo il terreno tra l'altro anche al rischio di disseccamento proprio a causa della rimozione degli strati più superficiali e del materiale vegetale presente, creando quindi un microambiente, cioè alterando il microhabitat della salamandra, che comunque necessita di un certo grado di umidità. A questo punto quindi bisognerebbe chiedersi qual è il futuro per questo animale. Questa cosa, allora chiaramente Vaia ha avuto queste conseguenze sul suo habitat. Purtroppo allo stato attuale noi non abbiamo un quadro complessivo della situazione di questa sottospecie in tutto il suo areale. Ci sono stati alcuni monitoraggi, noi in sostanza abbiamo finito, in Trentino continuano ancora, però diciamo che sono informazioni sicuramente incomplete. Questa cosa era già evidente prima di Vaia, adesso continua, ma sarebbe sempre più necessario e urgente capire qual è effettivamente la situazione di questo animale. E sicuramente il suo destino dipende dall'attenzione che verrà posta alla presenza di questa sottospecie e di conseguenza anche dalla gestione che verrà attuata nelle zone in cui è presente e nelle zone colpite dalla tempesta Vaia. Paradossalmente Vaia potrebbe essere un'opportunità per favorire un certo tipo di ambiente, i boschi maturi misti radi che appunto rappresentano l'habitat più idoneo alla presenza di questo animale, che sono quindi certamente ambienti che andrebbero innanzitutto tutelati e poi favoriti nell'ambito della ricostituzione dei boschi nel post-Vaia. Ovviamente poi dobbiamo ricordarci anche che essendo una specie prealpina non sappiamo che effetti, cioè in realtà temiamo gli effetti dei cambiamenti climatici, perché anche quella è una cosa di cui non si parla ma che sicuramente potrebbe incidere ulteriormente sulla presenza di questo animale. Cogliamo l'occasione anche per ringraziare tutte le persone che hanno inviato le loro segnalazioni di osservazioni e anzi se vi dovesse capitare di imbattervi in salamandre di Aurora scrivetecelo, corredate da fotografia, perché potrebbe essere, ogni dato insomma potrebbe essere utile. Finito. Grazie, complimenti per l'indagine, è molto interessante, su una specie effettivamente assolutamente affascinante, di cui possiamo andare fieri come veneti, come trentini, anche se non abbiamo meriti particolari, però guadagniamoci il merito di mantenere il suo habitat, speriamo. C'è spazio sicuramente per una domanda, penso che ci sarà. Allora, a completezza della relazione di Sara, segnalo che la Regione Veneto in realtà ha, anche a seguito dell'esposto avvenuto dopo le prime operazioni di esbosco, attivato un comitato per la gestione dei cantieri che ha lavorato durante il penultimo inverno, perché per fortuna quest'inverno più o meno gran parte delle attività, soprattutto quelle
che erano più vicine alle aree di maggior presenza della salamandra erano concluse. Questo è un comitato che è finalizzato alla riduzione degli impatti dei cantieri e che ha lavorato praticamente monitorando le attività delle ditte e dando delle prescrizioni. Un comitato formato da 3 tecnici, un forestale, io come erpetologo e poi un tecnico dell'ufficio VAS Vinca della regione, e che ha fornito delle prescrizioni, quindi in qualche maniera diciamo le riduzioni cioè l'impatto dell'ultimo periodo è stato in qualche maniera smorzato dal fatto che il comitato era più o meno presente periodicamente a lavorare con le ditte, a controllare il lavoro delle ditte, e anche per il fatto che per fortuna durante quell'inverno c'era una copertura nevosa abbastanza alta. Mi chiedo, il comune di Asiago è all'interno adesso di un progetto LIFE, il progetto LIFE Vaia, che vorrebbe gestire il destino di queste aree, la gestione di queste aree successivamente agli schianti. Sono state previste delle misure specifiche per le aree schiantate dell'area del Dosso? Allora, noi non siamo stati assolutamente coinvolti né informati di questa cosa, abbiamo delle informazioni così indirette sui progetti che però non hanno nulla a che vedere con la presenza della salamandra, quindi non so se Lucio vuoi aggiungere qualcosa tu. Poi, vabbè, vai. Semmai poi dopo integro per l'altra parte. Ne so poco e sono a conoscenza appunto di un progetto LIFE, non so se è quello a cui si riferisce Jacopo, che però appunto non riguarda i territori della salamandra e comunque riguarda sviluppo di produzioni di suffruttici, cose del genere. Non so se ne conosci un altro, spero che ce ne sia. E allora no, credo che non farà granché per la salamandra, quel che so. Posso aggiungere un'altra cosa? Sì, ci tenevo anche a dire che forse Giovanni voleva dire qualcosa in merito a questo. È relativo a... Cosa faccio? Posso... ok. Allora, per quanto riguarda la tua introduzione alla domanda, diciamo, ci tenevo a dire che comunque in Trentino hanno seguito fin dall'inizio delle direttive date dagli esperti, dai consulenti del Muse, in particolare da Antonio Romano, con cui noi siamo comunque in contatto, anche se lavoriamo in zone diverse. Purtroppo però, come dicevo all'inizio, la presenza in Trentino è veramente limitata, quindi sperare che diciamo, l'effetto positivo di quello che è stato fatto in Trentino abbia conseguenze anche in Veneto la vedo molto improbabile come cosa. E poi tra l'altro, da quello che ci ha anticipato Antonio, anche nelle loro aree hanno visto una fortissima riduzione della presenza di animali nelle zone colpite da vaia, quindi io ci tengo a precisare che è veramente urgente muoversi e passare ad azioni concrete. Purtroppo è vero che è stato fatto un comitato, ma è stato fatto a distanza di 1 anno e mezzo dall'inizio dei lavori, è stato fatto in seguito, come dicevi tu, ad un esposto. Quindi ancora una volta siamo arrivati dopo, nonostante sapessero dall'inizio che c'era la presenza di questo animale raro, localizzato, strettamente legato al bosco. Quindi mi dispiace, ma io devo precisare queste cose perché non posso ignorare e fare finta che vada tutto bene, perché non è così. Apprezzo lo sforzo, diciamo, speriamo che d'ora in avanti effettivamente, diciamo, possa essere stata l'ultima occasione in cui sono stati un po' distratti e
c'era la situazione di emergenza in corso che andava anche gestita, affrontata. Mi rendo conto che la situazione comunque non era semplice, però è anche vero che si potevano individuare delle aree coinvolgendo le persone che mappano queste zone da anni, in cui dire qui diamo priorità alla conservazione dell'habitat, perché quello che è stato fatto è esclusivamente una gestione del bosco come risorsa economica, gli alberi sono stati visti così, la presenza della salamandra è passata in secondo piano. Ok, basta. Giovanni, proprio un flash, perché sennò... Allora, è giusto per fare una piccola precisazione sul progetto Life VAIA. Sostanzialmente, appunto, le aree, le uniche aree che sono state attualmente definite entro cui fare sostanzialmente i rimboschimenti e i piccoli orti forestali sono state definite attualmente dal comune di Asiago. Le altre sono ancora in corso di individuazione. Io mi occuperò sostanzialmente dei monitoraggi della parte erpetologica. Ho già appunto fatto richiesta all'ISPRA per quanto riguarda i monitoraggi, ovvero la richiesta in deroga alla direttiva Habitat. Terrò informata naturalmente la Regione. Ho coinvolto Gianluca Salogni, che da quello che so, da quello che mi ha detto, sostanzialmente lui è referente anche per insieme a Jacopo per la Comunità Europea, perciò direi facciamo rete e se salta fuori io sarò lì sicuramente per monitorare in anteopera, in itinere e in post-opera. Bene, grazie della precisazione. C'è una domanda online da rispondere. Vediamo se è velocissimo, è una cosa molto semplice. Allora, Giulia chiede, quando avete le segnalazioni, come gestite due segnalazioni fatte da due persone diverse, individui singoli oppure le calcolate come due? È molto semplice, però credo che sia il caso di rispondere. Non ho capito. Le segnalazioni in cui la segnalazione avvenisse da due persone diverse nella stessa zona, come avviene il conteggio degli individui? Si considerano a prescindere come due individui differenti o come un individuo unico? No, allora il riconoscimento degli individui è abbastanza facile dal confronto delle macchie, quindi se ho capito la domanda, se noi riceviamo una segnalazione controlliamo che si tratti di un nuovo individuo oppure no, in quel caso comunque è sempre un record di presenza, poi a seconda del tipo di analisi che dobbiamo fare magari consideriamo solo un dato oppure come due dati, insomma. Va bene, grazie Sara e anche i tuoi colleghi per questo contributo. Adesso c'è un cambiamento di programma, invertiamo le due relazioni e quindi invito Francesco Scarton a venire qui, lui ci parlerà andamenti di medio periodo 2015-2021 nella vifauna delle praterie sommitali della ZSC IT 32400003 Monte Cesen, provincia di Treviso. Francesco. Sì, grazie. Allora, chiedo scusa per questo cambio che ho chiesto al chairman e agli organizzatori, ma ho un impegno improrogabile ed imprevisto e devo stare attento a fare questa presentazione perché ho il chairman che conosce ben meglio di me le praterie montane e la vifauna, quindi devo stare abbastanza cauto perché so che dopo fa domande ficcanti e quindi va bene. Adesso però accettiamo ben volentieri questa sfida. Allora, titolo abbastanza esemplificativo. Ho inteso elaborare un monitoraggio, attivare un monitoraggio di medio periodo, per adesso di medio periodo, nella vifauna di queste praterie sommitali. Sono ambienti estremamente interessanti e che però sono poco studiati nel Veneto. Sono esposti ovviamente ad azioni antropiche dirette, ad esempio costruzione di piste, strade, impianti eolici, non tanto nel Veneto quanto in altre ovviamente zone italiane per quanto riguarda gli impianti eolici, o indirette,
e quindi si apre la finestra delle variazioni climatiche, dell'aumento della copertura arborea ed arbustiva e così via, tutte cose che qui dentro conosciamo bene. Secondo il Mito 2000, quel progetto che è iniziato appunto nel 2000 e che sicuramente ha rappresentato un punto di svolta, nel senso che è riuscito a dare per la prima volta le tendenze, i trend in maniera assolutamente robusta di decine e decine di specie, in Italia 9 su 13 specie tipiche di praterie montane sono in declino. Quindi questo è un risultato acquisito dopo quasi 20 anni, alcune volte anche più, e quindi ci deve certamente allarmare. Tuttavia, come ho detto prima, nel Veneto l'avifauna pare poco studiata. 3 lavori del CERME, di cui l'ultimo molto interessante sulle praterie del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, però poco altro. Alcuni punti mito, non sufficienti per dare un'analisi di trend. Nei rapporti del Mito 2000 relativi al Veneto non trovate nulla sulle specie, alcune delle specie tipiche delle praterie montane. È possibile, ho aggiunto, che siano stati condotti altri studi nel Veneto, ma che rimangono relegati alla famosa letteratura grigia. Qui apro una parentesi: a mio avviso nel Veneto si pubblica ancora poco su riviste scientifiche rispetto alla grande mole di lavori che vengono fatti, di monitoraggi che facciamo e che fate. Certamente sarebbe necessario, a mio avviso, che una più ampia parte dei lavori venissero pubblicati su riviste scientifiche, perché così possono essere citati, possono costituire un esempio, sono utili per chi farà poi lavori successivi, mentre purtroppo capisco anche problemi di tempo. Ovviamente molti sono professionisti e non hanno tempo dopo aver finito il lavoro di pubblicare, però è un auspicio che io mi faccio. Dal 2015 ho quindi intrapreso questo monitoraggio, lo possiamo chiamare di sorveglianza, di risposta a seconda della metodologia e della terminologia che usiamo, però lo scopo è quello di appunto di procedere nel tempo per vedere se e come la prateria di questa zona, l'avifauna della prateria, sta cambiando. L'ho iniziato nel 2015, ma nel 2016 non ho potuto farlo, ma invece dal 17 fino al 21 l'ho eseguito in maniera regolare. Riporto un attimo questo grafico che è relativo al rapporto Mito 2000 del 2020, è l'ultima edizione disponibile. Non so se sia stato fatto nel 2021, nel senso fatto in campo, ma certamente online c'è solo questo. Lo trovate, è un po' sepolto nel sito di Rete Rurale, però lì ci sono tutti quanti i rapporti Mito, quindi invito chiunque sia interessato ad andare lì a scaricarli. Qui vedete gli andamenti delle specie agricole e praterie montane. In questo caso quelli di praterie montane sono state un subset, diciamo, di quelle agricole, e vedete in tutti i casi un forte decremento. Posto a 100 il valore del 2000, nel 2020 siamo intorno a 70-71, quindi 30%, e questo è un indice della variazione di questo insieme di specie, sia quelle agricole in senso stretto che quelle invece di praterie montane. Le praterie montane sono quelle gialle, vedete? E quelle azzurro sono invece quelle le farmland nel complesso. Hanno inoltre separato opportunamente anche quelle della sola pianura, e quello è l'indice verde, e vedete il crollo tipico di molte specie di pianura agricole, e vedete che hanno perso quasi il 50% dal 2000 al 2020. Le specie di prateria montana, tra quelle considerate sopra, sono culbianco, prisponlone, merlo al collare e così via, quindi quelle che ben conosciamo. Inquadramento della vasta, veloce, dorsale collinare Cesen-Visentin, 30 km di sviluppo, ampie estensioni di praterie sommotali soggette a pascolo bovino e ovicaprino, anche se in misura minore. Il settore occidentale di questa dorsale rientra appunto nella ZSC Monte Cesen di circa 3.700 ettari. Qui invece una zoomata, l'area di studio, che è appunto questa ZSC, Monte Cesen, 1570 la sommità maggiore, comune di Valdobbiadene, clima suboceanico, piove molto. Andare in maggio a trovare un giorno dove non ci sia pioggia, vento e nebbia non è facilissimo, quindi anche lì c'è un problema per quanto riguarda fare i censimenti nella seconda metà di maggio. In giugno è già migliore, stati di temperature calde, piovosità 1500 mm, quindi veramente notevole. La vegetazione comprende, come vedete, quella della carta degli habitat scaricabili dalla Regione Veneto, nardeti, seselleri brometi e praterie non codificate come habitat molto estese, quelle rosse sono praterie foraggiere. Boschi di faggio al limite, assenti i corsi d'acqua, presenti alcune malghe, malga mariec, malga barbaria, malga fossazza, forconetta e così via. Metodologia utilizzata molto semplice, è quella classica, punti d'ascolto,
ne ho ubicati 10, sono quasi tutti vicini a sentieri o strade. Perché? Perché altrimenti non ce la faccio a fare il menù a mattina, molto semplicemente. Si comincia presto, si comincia poco dopo l'alba e devo finire intorno ai 10, 10 e mezza, non oltre, altrimenti c'è un significativo calo nell'attività degli uccelli, come ovviamente anche il nostro chairman avrà più volte osservato nei suoi punti. 10 minuti, punto, quindi stazione fissa, 10 minuti, distanza fissa di osservazione di 100 metri, quindi soltanto le specie osservate in un raggio di 100 metri. Per ogni punto d'ascolto ho utilizzato nelle elaborazioni successive, che vedrete, il valore massimo dei due conteggi, quindi tra maggio e giugno si prende il valore massimo. Ogni punto d'ascolto dista almeno 400 metri da altri, quota compresa tra 1200 e 1500, vegetazione entro i 100 metri, formazione erbacee 90% e poi nuclei arbustivi, ginepra, rosa canina, vedremo poi l'importanza di alcuni di questi, singoli esemplari arborei e superfici con modesti afferramenti rocciosi. In alto a destra vedete Maiga Mariec, per chi conosce, e tutti i punti quindi si trovano in quella subset della zona. Ho scritto nel titolo note e raccomandazioni metodologiche, sono più delle considerazioni a voce alta che vorrei fare. Allora, innanzitutto, nei punti d'ascolto ovviamente noi campioniamo la comunità ornitologica, ma non tutte le specie realmente presenti. Questa è una considerazione che è banale forse, ma che deve essere ben tenuta a mente quando elaboriamo i dati. Ci sono stimatori statistici, ormai con semplicissimi programmi software free si possono fare, che invece permettono di calcolare qual è il numero di specie attese, non quali siano, quante sono, e questo ci dà, dopo vedremo, un'indicazione della bontà del campionamento, cioè la differenza fra le specie osservate, quelle che tutte noi scriviamo nelle schede, e quelle attese, statisticamente attese. Anche se il campionamento fosse ottimale, punto 2, ovviamente c'è una diversa osservabilità degli animali, una famosa detectability. Anche questo aspetto dovrebbe essere sempre ben presente. Ci sono anche qui dei software che vengono poco usati da noi, nel senso delle pubblicazioni a carattere regionale, pochissime. Mi ricordo un esempio di Francesco Mezzavilla sul Passero d'Italia, forse qualcos'altro, ma non me lo ricordo. Questi software vengono molto usati nella letteratura scientifica internazionale e permettono di assumere, di rilevare delle densità assolute, mentre invece quelle che qui vedrete sono da considerarsi apparenti. È un discorso piuttosto complesso, non è semplicissimo il distance, io stesso non l'ho usato qui, però tutte le osservazioni sono state suddivise in fasce, quindi minori di 25, minori di 50, 50 a 100, in modo che un domani è semplice utilizzare il distance o altri programmi simili per fare questa elaborazione di un livello senz'altro maggiore. Ultimo punto dolente che noi segnaliamo sempre, ovviamente non mi rivolgo a chi fa ricerca in ambito universitario o in ambito scientifico, di istituzioni scientifiche, è l'uso di software per valutare, di test statistici per valutare la significatività dei trend. Ossia, occorre fare un qualsiasi test, io ho usato TRIM, ma ce ne sono tantissimi altri, non è un problema, per valutare, perché vedo troppe relazioni di monitoraggio o di altro in cui le valutazioni sono fatte a occhio, cioè questo sembra aumentare, le specie che vanno su, le specie che vanno giù, le specie che vanno su e giù, non è così ovviamente, quindi mi rivolgo ai ricercatori indipendenti, che ce ne sono tanti nel Veneto che fanno cose ottime, è necessario uno sforzo in più, un passo in più per cercare di valutare. Considerare in aumento una specie che in realtà sta esibendo un trend incerto, evidentemente può avere effetti non banali dal punto di vista gestionale. Vediamo i risultati, visto che il tempo scorre. Allora, risultati. Questa tabellina molto semplice, alcuni indicatori di comunità, vedete il numero di specie abbastanza modesto, come era lecito attendersi, 17, 20, 21. L'indice di Shannon però è discreto, 2,5, 2,7, quindi nonostante sia una comunità non ricca di specie, però è abbastanza ben diversificata. Break Artist, similitudine tra un anno e l'altro, la similitudine tra la comunità di un anno e di quello successivo, vedete, tra uno e l'altro siamo all'ordine del 70-75%, quindi questo è un indice di similarità che comprende sia il tipo di specie che l'abbondanza della specie, quindi non è solo qualitativo ma è quantitativo. E poi vedete questo famoso KO1 index, che è questo indicatore statistico che mi dà le specie che sarebbero attese in base a quelle che ho rilevato. Come vedete, se facciamo la popolazione fra il numero di specie osservate e quelle attese, si ha una percentuale
percentuale che spesso è superiore al 90% tranne un paio di anni, quindi si potremmo concludere che il campionamento è stato di buon livello, nel senso che ha campionato quasi tutte le specie statisticamente attese. Risulta però importante valutare la significatività delle differenze nel numero taxa tra gli anni oppure nel break artist index e così via. Nessuna di quelle variazioni è significativa, quindi apparentemente in base ai dati che qui vedete non ci sono variazioni significative nella comunità nell'arco di 6 anni di indagini. Poi vedremo che per quanto riguarda invece le specie la cosa è leggermente diversa. Il numero di tutte le specie che vedete con almeno l'1% del totale individui, questo è il risultato di 6 anni, quindi il valore direi che è abbastanza robusto. Le specie che hanno più dell'1% sono 6-7, allodola, prispollone, cornacchia grigia. Evidenzio un forte aumento di cornacchia grigia negli ultimi 2-3 anni, quindi è chiaro che il punto d'ascolto non è il miglior metodo per la cornacchia grigia, però mi sembra utile sottolineare questa cosa perché potremmo essere in presenza di un aumento notevole di questa specie anche ad altitudini piuttosto elevate. Andiamo con alcune specie sia di praterie montane che invece in generale di farmland. Questa è l'allodola, l'anno 2016 in realtà non sono stato, quello che vedete è il punto che viene interpolato al modello. Com'è l'andamento? L'andamento di questa specie è incerto, quindi vedete forti variazioni tra un anno e l'altro, complessivamente tra il primo e l'ultimo anno abbiamo una riduzione di oltre il 10% rispetto a uno e il primo anno, è l'indice, e comunque il tasso è definibile, è dell'1,5% negativo, ma il trend, secondo il modello applicato, ovviamente con altri modelli forse avremmo avuto risultati diversi, il trend è incerto, apparentemente in calo, statisticamente incerto. Prispollone, anche il prispollone evidenzia un andamento incerto ma con un calo annuo maggiore, siamo all'ordine del 3%, quindi vedete già da due specie come 5-6 anni non siano ancora sufficienti per avere delle variazioni statisticamente significative. Quindi vi do una spiacevole notizia, ma monitoraggi di 3 anni, come spesso se ne fanno, non sono sufficienti per valutare trend. Quindi se volete fare un trend dovete impostare come minimo un lavoro che abbia 5, 6, 7, 10 anni. In un ambiente completamente diverso come la Valle Averto, assieme a Stefano Borella abbiamo intrapreso nel 2015 un censimento organizzato con punti d'ascolto e dopo 7 anni cominciamo a vedere alcuni trend significativi. Con i primi 5 avevamo pochissimo, quindi diciamo un invito nella predisposizione di piani di monitoraggio. Variazioni ancora più eclatanti nel caso dello stiaccino, vedete anche qui un trend di negativo, apparentemente negativo, definibile come incerto, ma certamente ci sono delle variazioni, come vedete, da un anno all'altro molto, molto evidenti, e quindi qui in questo caso vale ancora di più la necessità di elaborare dei andamenti più lunghi. Interessante, vedo che qua il tempo scorre, stiamo arrivando alla fine. Interessante è l'andamento invece della verla piccola, che è stata una sorpresa assolutamente positiva. Abbiamo un moderato incremento con quasi il 30% annuo, e soprattutto quello che è interessante è che da un punto solo occupato su 10 nel primo anno sono arrivato a 6 punti occupati, quindi è evidente che questa specie sta aumentando perlomeno nell'area di studio. Come ricorderò più avanti, sarebbe interessante avere anche dati simili per altre zone delle prealpi venete per vedere se questo andamento positivo sta interessando anche altri contesti geografici. Cul bianco, un aumento invece in questo caso del più 7% anno, ancora incerto, quindi statisticamente non è ancora definibile come in aumento, però comunque c'è una tendenza che è interessante, che andrà ovviamente monitorata ancora di più. Zigolo giallo, fortissime variazioni, quindi è inutile quasi che ne parliamo, però comunque anche in questo caso andamento incerto. Se facciamo un indice delle 6 specie, quindi un indice composito, abbiamo un interessante risultato, quindi complessivamente le 6 specie sono apparentemente, se facciamo un indice composto, in aumento. Quindi vedete risultati diversi a seconda anche del tipo di analisi applicata. Nel primo caso con gli indici di comunità nessuna variazione significativa, statisticamente significativa, invece in questo caso potremmo avere un giudizio anche positivo, quindi la necessità di ampliare
ampliare il tipo di analisi. Ultimissime cose, le densità, sempre apparenti ricordo, di individui per 10 ettari, almeno per le specie più abbondanti, quindi vedete andiamo da 1,5, 2 individui fino a 4 per ogni 10 ettari, e dopodiché possiamo anche finalmente quantificare per la prima volta quanti sono gli individui o le coppie, dipende, adesso qui è molto semplice, andrebbe dettagliato, presenti per l'intera ZSC. Vi faccio notare che ho stimato in questo modo da 75 a 240 individui di averla piccola o coppia, e quindi all'odola maschi cantori circa 300 maschi cantori, quindi queste sono le prime stime, ovviamente da modificare, da migliorare in futuro per quanto riguarda una ZSC. Conclusioni. Evidentemente le praterie del Monte Cesarone sono particolarmente interessanti, ospitano una comunità semplice se vogliamo, ma non banale, e soprattutto con una discreta diversità. Non ho visto variazioni significative nel 2015-21 in alcuni parametri. Delle 6 specie che ho considerato, 3 sono in aumento, ma solo una di queste è in aumento significativo, e 3 in decremento, nessuna dei quali è significativo. Le densità le avete viste, quindi è ragionevole che queste praterie possano ospitare dei numeri, ad esempio di averla piccola, notevoli, e che senz'altro ne sottolinea l'importanza a livello regionale. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Francesco, anche oltre per le informazioni che ci hai dato, anche per gli interessanti spunti dal punto di vista metodologico, che sono sempre utili. E quindi aspettiamo una domanda, e mentre Gilberto prepara la domanda, volevo così segnalare che c'è una sessione poster che inizia qui e gira tutto attorno alla sessione poster, alla sala praticamente fino di dietro. Rispetto ai poster volevo solo dirti una cosa, Francesco, così, che mi ha colpito un poster che trovate non so dove perché ieri non c'era, però ho letto l'abstract di Antonio Borgo, che sostanzialmente mette come ipotesi, poi Antonio verrà anche qua comunque, la possibilità che alcuni trend siano determinati anche dalla predazione della cornacchia, che nell'aeroporto non c'è. Allora, siccome hai detto che sono aumentate le cornacchie, ti invito magari a leggerti il poster. Ecco, Gilberto, se vuoi fare una domanda. Sì. E innanzitutto complimenti per il lavoro, per l'accuratezza nella predisposizione della struttura di rilevamento. E allora, ho visto tra le specie rilevate, ho osservato il gruccione. Immagino non nidifichi in quella zona, no? Quindi che sia solamente una specie migratrice. Sì, assolutamente. Lì avete visto le specie contattate, tutte contattate, non solo quelle nidificanti. Il gruccione l'ho visto per la prima volta l'anno scorso, quindi è passato in maniera quantitativo anche rilevante, e chiaramente è stato segnalato, ma ovviamente non rientra nel contesto delle specie nidificanti nell'A, che sono soltanto una parte di quelle che hai visto nel grafico. Mi riallaccio un secondo, se ho tempo, al discorso. Ho visto anche io l'abstract di Tony, molto interessante. Ricordo soltanto che alcuni livelli inglesi hanno stimato con l'uso di fototrappole che però la maggior parte della predazione su certe specie agricole era dovuto di notte alla volpe e non di giorno alla cornacchia grigia, come sembrava soltanto da osservazioni diurne. Quindi la necessità di andare avanti con osservazioni di questo tipo è sicuramente evidente. È chiaro, ho segnato apposta questo aumento che non ho sviluppato in maniera statisticamente corretta della cornacchia grigia, perché potrebbe essere un indicatore di una situazione che sta cambiando anche in maniera abbastanza veloce. Sì, e avevo ancora 2 piccole curiosità. E la seconda è relativa all'averla piccola. Ho visto che hai evidenziato un aumento, anche se non statisticamente significativo. Volevo chiederti se, a tuo avviso, visto che questa specie per la riproduzione è strettamente legata alla presenza di arbusti spinosi in cui può collocare il nido, volevo chiederti se, a tuo avviso, in quell'area, a seguito di un minor pascolo e quindi di un aumento della copertura arbustiva, può essere
diciamo, una possibile spiegazione di questa tendenza che hai rilevato? Sì, solo per un dettaglio, nel caso della Verla Piccola l'andamento è statisticamente significativo. Su questo sì, era l'unica delle 6 che ha. Non ho fatto un'analisi accurata, ma certamente quella che tu sostieni è una possibile causa, ed il fatto che sia diffusa anche su 6 punti, come dicevo prima, invece che su 1, evidentemente dà un'idea che qualcosa sta probabilmente cambiando nell'intero set dell'area da me interessata. Quindi è molto interessante, perché ripeto, a mio avviso anche in altri siti delle prealpi ci sono delle condizioni favorevoli per quella specie. Ovviamente poi possono essere aspetti negativi per altre, insomma. Ecco, l'ultima curiosità, ho visto che hai utilizzato questo stimatore del numero di specie, CAU1, e è una cosa per me assolutamente nuova. Ho visto che questo cambia negli anni, e quindi, se c'è il tempo, un attimino, proprio brevissimamente, se mi puoi far capire come può funzionare uno stimatore di questo tipo, perché faccio fatica a capirlo. Ne parliamo magari dopo in separata sede, perché mi sollecita il Cerme a chiudere, quindi ti ringrazio comunque della domanda. Va bene, grazie. Così, se mi è permessa una battuta, stupisce che indagini come queste in un'area della rete Natura 2000, che vanno a indagare specie di interesse comunitario importantissime come la Verla Piccola che abbiamo sentito, poi siano lasciate così veramente all'iniziativa del singolo, al volontariato. Però al momento va così. Allora, adesso c'è l'intervento Andrea Favaretto, Francesco Mezzavilla, Francesco Scarton, andamenti di lungo periodo 2001-2022 per gli uccelli acquatici svernanti in provincia di Treviso. Quindi rimaniamo sulla componente avifauna, e la relazione la tiene Andrea Favaretto. Un secondo che non passa il PDF, non passa il PDF. Vabbè, ecco, allora allora ne approfitto. Francesco è già andato, sì, perché aveva un impegno, però la sua presenza è comunque immanente come coautore anche di questo contributo, che sarebbe interessante su queste praterie, come diceva giustamente anche Gilberto, tenere monitorate anche quelle che sono le dinamiche, diciamo, di sviluppo della vegetazione, perché effettivamente probabilmente c'è una relazione fra quello che accade alla comunità ornitica e quello che avviene a livello floristico, a livello vegetazionale, attraverso situazioni di abbandono, di sottopascolamento, di iperpascolamento, piuttosto che di altre situazioni. Ok, scusate per questi problemi tecnici. Io sono Andrea Favaretto e presento questo lavoro su stimolo di Francesco Scarton, che avete appena ascoltato, e di Francesco Mezzavilla, che è il decano dei censimenti svernanti in provincia di Treviso. E Francesco poi Scarton si è dedicato all'analisi con TRIM, di cui appunto ha appena spiegato il funzionamento, e dei dati raccolti dal 2001 al 2022. Non succede niente. Ecco, ok. Allora, la provincia di Treviso è un po' fuori, parliamo di censimenti svernanti, quindi di censimenti IVC. Siamo un po' fuori da quello che è il mainstream delle grandi zone umide del Veneto, quindi della provincia di Venezia e di Rovigo, o anche dei grandi laghi come il lago di Garda. Però è una provincia che ha comunque le sue peculiarità da un punto di vista degli acquatici. E vedete che è attraversata da 2 corsi d'acqua principali, cioè 2 fiumi principali, che sono il Piave e il Sile, ma anche da altri fiumi. Il Meschio lo vedete lì in alto, sì, si vede il puntatore, il Meschio che nasce dalla Valle Pisina, poi convoglia nella Livenza, che poi è al confine con il Friuli Venezia Giulia, e il fiume Monticano. Oltre a questi fiumi, che hanno anche diverse caratteristiche, diciamo, abbiamo i laghi della Valle Pisina, quindi Lago Morto, Lago Restello, Lago di Negrisiola, insieme poi all'altro comparto di laghi che è il Lago di Revine, sono i laghi di Revine. Ma oltre a tutto questo vedete che abbiamo una quantità incredibile di cave, ex cave senili, che una volta abbandonato l'utilizzo, diciamo, attivo, si sono allagate e sono diventate dei bacini disponibili per la fauna.
La storia un po' dei censimenti di Treviso è iniziata nel 95, appunto con Francesco Mezzavilla, che è stato coordinatore di questi censimenti fino al 2006. Dal 2006 adesso il coordinatore lo faccio io, e ovviamente ci avvaliamo di tanti collaboratori che sono questi qui che vedete principalmente, alcuni dei quali sono purtroppo mancati negli ultimi anni, e molti altri di questi sono delle presenze, diciamo, ormai storiche, come censitori, come Scarton, come insomma Boscain, Silveri, Nardo, insomma tutta gente che continua a dare il suo contributo. Sono andato indietro troppo. Allora, il lavoro che presento alla fine riassume appunto gli andamenti di questi 20 anni, sono 21 di analisi, ma integra e completa il precedente lavoro pubblicato già qui nel Comune di Faunisti Veneti, che si limitava però al 2014 come intervallo di tempo, e i confronti non sono possibili dal 95 ma solo dal 2001, perché le aree degli IVC a livello di istituto sono state ridisegnate, in qualche modo riclassificate, per cui adesso il confronto statistico è possibile solo dal 2000 in poi. I metodi dei censimenti immagino che li conosciate quasi tutti qui dentro, insomma si tratta di fare un censimento invernale completo di tutte le specie, anche di quelle immesse artificialmente. Il periodo è identificato, individuato da Wetlands International, che ogni anno stabilisce un calendario per quello che è il Paleartico occidentale, e poi attraverso l'ISPRA che ci dà una informativa riguardo alle settimane in cui deve essere fatto il censimento. Generalmente sono le prime settimane di gennaio, cioè che corrispondono ai periodi più freddi dell'inverno. ISPRA abilita dei censitori, quindi quasi tutti i censitori del progetto IVC hanno sostenuto un esame di riconoscimento presso l'istituto, e questo esame tra l'altro si tiene abbastanza con cadenza regolare, a quanto mi risulta. Metodi sono stati appena spiegati dalla presentazione di Scarton e sono stati analizzati col TRIM, che quindi prevede 6 categorie da forte incremento a forte decremento rispetto a un anno zero, che è il primo anno di analisi. Circolessivamente gli anni di analisi sono stati 21, le specie esclusivamente acquatiche censite sono state 60, per un totale di circa 160.000 individui. Delle specie totali, cioè 60 analizzate, 9 sono state tolte dalle analisi, perché essendoci dentro anche anatre spose, anatre mandarine o oche egiziane, con individui, cioè con numerosità sporadiche comunque non significative, sono state tolte, per cui le specie analizzate sono state 51. È interessante vedere che rispetto al 2001, questo è l'istogramma insomma di tutto del numero di specie nel corso di questi 20 anni, manca il 2021 perché per questioni Covid l'IVC non si è potuto fare, e si è passati da poco più di 20 specie nel 2001 a 35 specie nel 2022, e questo ci dice che c'è stato sorprendentemente un incremento del numero di specie in zone umide che noi consideriamo complessivamente abbastanza stabili nel tempo, con un moderato incremento del 2% anno. Gli individui censiti, qui vedete l'istogramma è diviso in 2 colori, perché la parte più in alto è rappresentata dai gabbiani, 2 specie di gabbiani, gabbiano reale e gabbiano comune. Invece più sotto, la parte più scura, riguarda tutte le altre specie. E vedete che in maniera evidente si vede che nei primi 3 anni dei censimenti la compagine maggiore di tutti i conteggi era legata a queste 2 specie. Perché? Perché c'era una grande discarica, forse più di una, adesso io non ho memoria perché non ero ancora integrato in quel programma. Comunque erano delle discariche a cielo aperto, per cui erano sempre molto ricche di gabbiani in periodi di svernamento. Complessivamente, quindi, considerando anche queste 2 specie, l'andamento è significativamente stabile, con un calo del 2% annuo, mentre togliendo le 2 specie di gabbiani l'andamento resta comunque significativamente stabile, però in leggero aumento.
È stata fatta anche l'analisi dell'indice di Shannon per vedere la diversità di questa popolazione, cioè di questa comunità svernante, e si è visto che anche questo è in leggero aumento, segue un po' l'aumento del numero di specie e anche il fatto che l'indice di Shannon valuta anche la presenza di grandi gruppi di specie, cioè di grandi gruppi relativi a poche specie, per cui si abbassa un po' se abbiamo poche specie con tanti numeri rispetto a una maggiore equità, insomma, equiripartizione del campione. Le specie con almeno l'1% del totale, le più comuni, sono sostanzialmente 4: gabbiano comune, folaga, germano reale e gabbiano reale. Però tutte queste altre sono più dell'1% complessivamente, cioè il cormorano, la gallinella d'acqua, il tuffetto, la moretta, airone cenerino, airone guardabuoi, svasso maggiore, marangone minore e garzetta. E vediamo di interessante che appunto apparentemente le zone umide sono sempre quelle, ma le cose cambiano all'interno. Per esempio l'esplosione recente del marangone minore, che è stato censito per la prima volta a Treviso nel 2009, e poi vedete che ha seguito un incremento pressoché costante. Anche la moretta è in aumento, si è passati da meno di 100 individui nel 2001 e si è arrivati a più di 400, insomma anche con punte di 500. Il germano reale è in moderato incremento e ultimo l'occhione, che compare in provincia nel 2014, viene scoperto nelle Grave, nei Greti del Piave, e anche questo sia come popolazione, cioè ormai è una specie che è abbastanza diffusa, è stabile insomma come presenza, ma la popolazione svernante è in crescita. E nel 2022 si è arrivati al massimo con più di 45 individui. Le specie con andamento incerto sono il cigno reale, che vedete ha degli andamenti un po' su, un po' giù, e lo smergo maggiore. Per quanto riguarda lo smergo, bisogna dire che lo smergo è soprattutto legato al corso del fiume, per cui noi negli ultimi anni stiamo cercando di coordinarci sempre di più anche con la provincia di Belluno per fare in modo di riuscire a fare il censimento nello stesso giorno, perché ovviamente loro volano sull'asta fluviale e spesso potrebbero esserci dei travasi insomma, di individui da una provincia all'altra. Ma quest'anno, nel 2022, abbiamo trovato individui di smergo anche nei laghi di Revine e anche nella Valle Pisina, che prima invece non avevamo visto, quindi questo ci può dire che forse la specie si sta un po' ampliando come areale, almeno in svernamento. Dopodiché invece le specie in moderato decremento sono il tuffetto, che era già in decremento dalla nostra pubblicazione precedente. Si vede che questo trend continua a essere significativo, il airone cenerino, la garzetta e il cormorano, tutte specie che sono in moderato decremento. Rispetto alla distribuzione per macro aree, gli uccelli a Treviso si concentrano per il 60% lungo l'asta fluviale del Sile, con tutte le zone un po' più di allargamento, insomma le zone di Quinto dove ci sono dei bacini, e quindi il 60% degli svernanti sono lungo l'asta del Sile, e il 16% sono invece sulle cave senili. La maggior parte delle morette sono tra queste due zone, per esempio. Il fiume Piave, che è attorno al 14%, e il restante 10% è diviso tra tutte le altre zone, che sono laghi di Revine, Valle Pisina, Monticano e Livenza come macro aree. In conclusione, cosa possiamo dire? Che è significativo, cioè statisticamente la provincia di Treviso contiene meno dell'1% della popolazione totale svernante in Italia, ma non per questo non ha delle caratteristiche peculiari, perché per esempio la popolazione di tuffetto, queste sono le ultime stime del 2018 pubblicate da ISPRA, il tuffetto a fronte di una popolazione nazionale di 8.500 individui, a Treviso ne sono stati contati 231, pur se è una specie comunque in decremento, pari al 2,7%. Lo stesso la moretta, che come popolazione svernante è al 6%, e sorprendentemente l'occhione, che ovviamente è più diffuso in svernamento probabilmente in Sud Italia, ma non
così legato alle zone umide come appare in Veneto, insomma, quindi abbiamo il 13,8% della popolazione svernante di Occhione. Bene, grazie per l'attenzione, sono stato nei tempi, andiamo a fare il caffè e siamo se posso dire una cosa così a conclusione, come tante altre attività, diciamo, coordinate da ISPRA, ovviamente, come tutti voi sapete, queste attività sono su base quasi esclusivamente volontaria, per cui benvengano nuovi volontari, che vedo sempre tanta gente giovane a questi convegni, e se volete partecipare, non tanto diciamo per la provincia di Treviso magari, ma insomma sarebbe anche opportuno avere nuove leve per questi censimenti invernali e anche per altre, insomma, attività che vengono fatte. Grazie, ecco tutto qua. Bene, grazie. C'è una domanda? Ecco, ce ne sono addirittura due, credo che ci sia lo spazio. Sì, complimenti Andrea, a te e agli altri naturalmente per il lavoro. Volevo chiederti, hai dati per quanto riguarda la situazione della moretta grigia? Perché qualcuna ne ho vista, insomma, ai laghi di Revine anche allora, beh sì, in questo lavoro non abbiamo messo, diciamo, le specie che avevano pochi conteggi, insomma ce ne sono alcune anche di notevoli, come appunto la moretta grigia, che però è stata vista, mi sembra, la prima volta ufficialmente nel conteggio quest'anno, e precedentemente non era mai stata osservata, per cui sì, sicuramente meriterà attenzione. Credo che forse ci sia qualche segnalazione anche per il lago di Santa Croce, la parte bellunese, negli anni precedenti. Sicuramente andrà osservato, insomma, se è un caso sporadico oppure se è il segno che qualche individuo effettivamente viene a svernare. Sì, sono Paolo Ugo. Andrea, ciao. Volevo sapere riguardo allo smergo maggiore, avete qualche stima se si tratta, cioè maschi, femmini, giovani, perché un po', diciamo, i maschi scompaiono da certe zone, il lago di Garda eccetera, nel periodo invernale? Allora, per quanto riguarda la mia esperienza, che è limitata sullo smergo, perché mi limito a vederne pochi esemplari, insomma, durante l'inverno, però mi sembra di averli visti quasi tutti in coppia, quindi o sono già coppie consolidate oppure quasi in procinto di essere consolidate, però quelli che ho visto in sorvolo magari vedi un maschio o magari vedi una femmina, insomma adesso non saprei dire una percentuale, insomma, però per quelli che invece ho visto nei bacini sono quasi sempre in coppia. Non c'è una prevalenza di femmine o giovani? Non mi è sembrato, no. Grazie. Bene, allora finiamo questa prima parte della mattinata, adesso c'è la pausa caffè che è all'esterno, Arianna, come ieri. Abbiamo accumulato un 20 minuti di ritardo, che è una cosa compatibile, però fra 20 minuti esatti ricominciamo con una relazione interessantissima che ci racconterà di metodi nuovi, sono sicuro che sarà una cosa molto interessante, quindi mi pare siano le 11, alle 11:20 noi cominciamo. Bene, allora riprendiamo, ci sono ancora 4 relazioni, ci siamo rifocillati, abbiamo avuto modo di chiacchierare fra di noi, di rivederci, quindi ci sta anche aver dedicato qualcosa più dei 20 minuti, anche perché sì, non è neanche dipeso da noi, diciamo, il tempo del coffee break. Niente, allora adesso iniziamo con una relazione di Roberto Valle, Emiliano Verza e Afef Balusci, Google Earth come strumento per il censimento di 2 specie di uccelli acquatici nidificanti, airone rosso Ardea purpurea e cigno reale Cygnus olor nel comprensorio Laguna di Venezia, delta del Po. Mi pare che relaziona Roberto Valle. Si usa. Certo, buongiorno a tutti. Come faccio ad avere la prima diapositiva, banalmente? Eccola. Grazie a tutti, la vedo qua però. Allora,
Google Earth appunto come strumento di censimento funziona molto bene, come spero di dimostrarvi nelle prossime diapositive. Se riesco ad avanzare la cosa, vediamo se va il mouse. Sì, ecco, penso sia indubbio che Google Earth abbia in qualche modo stravolto molte cose nella scienza e non solo. La comodità è incredibile. Questo, per esempio, mi ha dato modo di vedere per bene, anche al di fuori dei periodi riproduttivi, una delle mie zone elettive di studio, che è la zona sopra Venezia per il beccapesci, dove seguo beccapesci, beccaccia di mare da molto tempo, e vedete come si possa vedere un dettaglio da cui si possono ricavare molti parametri anche vegetazionali, come vedete, ma non solo, le pozze intertidali, la parte emersa e quant'altro. Con un dettaglio, come vedete, questa è un'espansione quasi massimale in cui posso calcolarmi con grande comodità dal divano di casa mia la superficie vegetale dove si nascondono i pulcini e i beccapesci, per esempio, rispetto ad altre parti, alla quanto distante. Quando ho calcolato la distanza dei pulli confrontando drone e osservatore ground, banalmente basta tirare su Google Earth da qua a qua dove erano i pulli e so a quanti metri erano, quindi una grande opportunità. Questa è la stessa area centrata, rovescia, con la colonia beccapesci insediata. Quindi sicuramente un grande strumento. E il progetto che vi faccio vedere, lo studio che vi faccio vedere, è stato un caso di serendipity. Serendipity, sapete che è una delle grandi fortune per la specie umana. Molte delle invenzioni, delle cose che noi usiamo tutti i giorni, dal Teflon ai papiri del Mar Morto, alle rovine di Pompei, a Newton, sono frutto della serendipity. E mentre stavamo censendo la beccaccia di mare con il drone, faccio un po' di storia per romanzare, per riempire, perché i dati sono scarni. Mentre stavamo censendo la beccaccia di mare col drone, la beccaccia di mare, anziché censirla come facevamo negli anni 90 con Francesco e Stefano Borella, con Francesco Scarton, camminando nei 50 km di sabbia, la barca corre a 40 km, a 30 km all'ora, e il drone in parallelo passa e conta le beccacce di mare. La serendipity vuole che mentre siamo in questo punto dà su uno scirocco molto importante, per cui siamo costretti a tornare per l'interno. E tornando per l'interno, anziché, dato che non si possono più censire ma c'è ancora batteria per il drone, lo butto sopra i canneti inarrivabili, perché vedete, questo è Bonelli, il cannetto è molto largo, qua dentro non va nessuno, ma neanche lontanamente, e anche sufficientemente lontano da non poter vedere se ci sono aironi col binocolo. La zona è questa, stiamo parlando di questa zona, ok? E mentre giro con il drone vedo questo, ok? Molto alto per fare la foto che avete visto, vedo questi puntini, curiosità, ovviamente ci si avvicina, ci si avvicina ancora, ed è un airone rosso incubante, ok? Insisto, serendipity, cercando di localizzare su Google Earth dove sono, in modo di fare quelle 4 misure, vedere dove sono questi nidi, quanto distanti sono dal bordo del cannetto, che tipo di vegetazione è, altre cose. Si va molto bene poi georeferenziando la cosa su QGIS. Io credo non li vediate, o forse sì, qua ci sono dei puntini, quindi magnificando i puntini sono questi. Questo è del 2017, io vi parlo del 2019, cambia poco. Ci sono dei puntini e, se permettete, se siete d'accordo con me, sono molto simili ai miei puntini del drone, quindi questi sono ragionevolmente nidi di airone rosso, che io posso vedere, ve lo dirò più volte, dalla poltrona di casa mia bevendo il caffè, anziché andare sotto le zanzare e il sole del delta, dove vado molto volentieri ma non sempre. Vado a controllare sul censimento delle gazelle del Triveneto, e per Porto Tolle, dove ricade Bonelli perché è Scardovari e quindi comuni di Porto Tolle, airone rosso sostanzialmente è assente. E quindi questo stimola la ricerca ulteriore, ovviamente. Vediamo le casse di Colmata, dove litighiamo con Francesco Scarton da anni, per cui secondo lui ci sono 10-20 coppie, secondo me non c'è niente. La zona è questa.
La Castel Mantà, vicino a Venezia, molto comoda. E non c'è il 2019 quando vado a vedere, c'è il 2016, ma questi sono, se quelli del lagamento di Bonelli che avete visto prima sono dei nidi di airone rosso, anche questi sono di airone rosso. E non sono i 10 che vuole Francesco, né tantomeno gli 0 che voglio io, ma sono 10, 20, 30, 40, sono perlomeno una quarantina o una cinquantina. Se vado a vedere il 2018, questo lavoro è stato fatto nel 2019, sono di più, 10, 20, 30, 40, questi sono a sessantina, 70 arrivano fino a qua, e se andiamo nel 2021 sono un'enormità, perché partono da qua, ok, e sono veramente tanti. Teoricamente qua potete fare quante analisi di selezione d'habitat volete, nel senso che presenza di pozze, distanza da terraferma, distanza intraspecifica, scusate, molte cose. E se vi concentrate su questa zona, che riconoscete con questi due, le ho allineate male stamattina, ma vedete che sono le stesse, vedete che il singolo nido che si vede su Google Earth, che è alla vostra destra, si vede molto bene anche su una ripresa da drone. Questa in realtà è una ripresa ricostruita con ICE, che ha fatto una still da un video, comunque quindi di qualità superiore rispetto a quello che si otterrebbe da una foto anche in RAW a un'altezza di questo tipo, che è ai limiti della liceità, perché a 100 metri, si può stare sui 120 metri, 140 non ricordo, ma non supera mai i 100, si fa la strisciata e poi ICE ricostruisce un'immagine che ha la definizione di un'immagine a bassa altitudine, con però la visione d'insieme dell'altitudine elevata. Anche in questo caso, cambiando immediatamente, poi l'appetito viene mangiando, io sono un ingordo, quindi perché non vado a vedere la garzaia più a nord di airone rosso conosciuto della nostra provincia, sto ragionando in termini provinciali, che è quella del Canalon a Caorle, in questa zona, dove c'è una garzaia distribuita su 4 isole a Canneto, dove c'è una robusta popolazione di 100 aironi. Eccola qua, la vedete, è questa. In realtà rivista col drone è questa, rivista numerata poi perché QGIS mi calcoli tutti i parametrini. Eccoli in dettaglio, contrastati in modo che li vediate meglio. Penso sarete d'accordo con me che questo apre possibilità di ricerca e studio assolutamente inesplorate, perché prima vedere una distribuzione su Isola di Canneto di questo genere non c'era, grazie a Google Earth, grazie al drone che fa da ausilio. Il successo di qualsiasi impresa, nel mio modo di vedere, avviene sempre con più strumenti, non c'è mai il santo graal che risolve ogni cosa, bisogna integrare più cose, terreno, ground, trovare e poi in qualche modo mediare. Ma a questo punto, questo lavoro è stato fatto nei lunghi pomeriggi piovosi non piove più, freddi di novembre, e quindi qua in alto c'era la colonia che avete visto, ma tanto, ripeto, sul divano col caffè posso scorrere comodamente, anziché guardare Maria di Filippi, le altre isole del Canalon, e qua per esempio non c'è niente. Sono arrivato fino alla foce e sono tornato, qua non c'è niente, qua non c'è niente, qua non c'è niente, però qua, io non so se lo vediate, ma su Google Earth al computer lo vedete con la massima tranquillità, si vede molto bene, qua ci sono i soliti puntini che ingranditi sono questi, ok? Che sono tanti, nel senso che 5, 10, quasi sono una ventina, insomma una settantina, sessantina, settantina. L'analisi fatta col drone successivamente fa vedere che ci sono 72 nidi, ovviamente nel 2019, perché questa è fatta nell'inverno 2018-2019, si trovano 72 nidi su una nuova garzaia, okay, che non era stata vista, perché arrivare qui, provo a tornare indietro, è un'impresa, cioè arrivare a un'impresa per il drone che lancio da qua, ma qua bisogna andare a sindacale, fare sterrati, sensi unici alternati, di nuovo sterrati, è un'impresa, quindi nessuno l'aveva vista. Da Google Earth l'ho vista comodamente da casa mia, d'inverno oltretutto, quindi con l'estensione temporale del periodo di ricerca per chi fa solo biologia riproduttiva come me, anziché su 3 mesi, su 12 mesi dell'anno. E quindi con grande tripudio abbiamo scoperto qualcosa per primi, okay? Siamo delle persone geniali perché per primi ci siamo accorti di questa cosa, no, perché Hughes e altri l'hanno scoperto 10 anni prima di noi,
vedendo che con Google Earth, scusate, vado meglio con la freccia, sull'isola dell'Ascensione si vedono, usando Google Earth, i nidi perfettamente e si trovano colonie, quindi non siamo stati i primi, ma poco importa, a parte per la nostra autostima, perché Hughes aveva già dimostrato che usando le informazioni si possono determinare sia la posizione di nuove colonie, sia la size, sia l'entità della colonia precedentemente non identificata delle sole nell'isola dell'Ascensione. E sia la presenza che l'abbondanza si possono stimare con un tool, con uno strumento che vi ricordo è assolutamente gratuito, ok? Per cui non richiede nulla. Ovvio che se potessimo accedere ai satelliti faremmo cose molto migliori, ma i satelliti sono preclusi per adesso a chi non sia un professionista o un accademico, meglio ancora. Ma in ogni caso questo è l'ottimo e il peggior nemico del buono, dicono gli americani. In questo caso si possono fare cose carine e si può usare anche per il monitoraggio della popolazione negli anni successivi. Quindi facciamo uno studio anche noi, cerchiamo di vedere gli aironi rossi. Ecco il confronto degli aironi rossi nella provincia, più qualche pezzettino di Padova per comodità, fatto insieme appunto ad Emiliano Verza, a Francesco Scarton, che non può comparire per la regola dei 3 contributi ma è un coautore, e vedete come si usa il drone come verifica successiva dei 2 anni successivi, quindi il lavoro da un punto di vista scientifico ha qualche limite, però non c'erano le immagini su Google Earth contemporanee, e vedete come in qualche caso il conto con Google Earth quadruplichi sostanzialmente la stima che veniva fatta da terra. È banale, nel senso, guardare su un cannetto da terra l'airone che arriva e va su grandi numeri è quanto di impreciso ci sia. Vedete, quindi grande aumento del numero delle colonie, questo è in stampa su Bird Study, da cui è stato accettato rapidamente, perché quando la cosa è nuova le riviste fanno poca fatica ovviamente. In qualche caso vedete però che Google Earth, in un caso su 22, Google Earth sbaglia grossolanamente, trova una colonia che non c'è, delle macchiette che non sono. Tenete a mente questo, la vedremo rapidamente. Allora, sensibilità e specificità sono comparabili se consideriamo tutte le colonie. Google performa un pelino meglio, poca roba. Se consideriamo le colonie con più di 5 nidi invece performa molto meglio, perché le colonie di 2-3 macchiette le categorizzi come negative, in realtà ci sono, quindi le perdi. Complessivamente funziona almeno quanto l'approccio tradizionale da terra. Quello che è eclatante è l'incremento della colony size, nel senso che da terra si vede quello che si può vedere, anche questo è un lavoro che è in preparazione, non ancora submitted. Google Earth vede molto di più, il drone vede ancora di più, ovviamente perché Google Earth ha una finestra temporale ristrettissima. Se vi capita a giugno i giovani sono già involati o quasi involati, si vede il bianco, non si vedono i nidi falliti, non si vedono i nidi coperti quando la reed cresce in maniera particolare. Però vedete come drone Google Earth il confronto sia assolutamente congruente. La distribuzione questa è Volta Grimana vicino a Porto Viro, per chi volesse conoscerla. Anche qua davamo 15, sono 60, perché vedi quello che puoi vedere, come avete visto la struttura. Non ci sono solo gli aironi. Da questa immagine, appunto, Serendipity nasce da queste immagini di drone di un cigno che sta covando. L'area mia è sempre questa, ovviamente, Laguna e Delta. Questo è sul Delta, è esattamente qua in Valle San Leonardo. Qui vedete, cominciate a intravedere l'isolina da Google Earth, eccola, aumentandola, è questa su Google Earth, eccolo qua, è lui. Ed è lui, sta covando, quindi posso vedere anche i cigni incubanti e quindi posso fare una stima che sul delta del Po impiega un pomeriggio, scorrendo a 400 metri di altezza, più o meno, meno 200 metri di altezza se non sbaglio. Si può fare in un pomeriggio quello che si fa in una settimana di lavoro. Questa è una coppia femmina incubante e maschio, non so francamente come siano i ruoli, individuo incubante, individuo nei pressi. Qua si vedono i 2 individui vicini al nido, come qua.
Questo è in stampa su British Birds per la parte del cigno, e anche in questo caso non ha fatto obiezioni. Questa è la stessa per un errore, questa è particolarmente ben visibile, e voi capite che quando non si possa uscire al di fuori del periodo riproduttivo, questo è anche una cosa, per me che lo faccio per diletto, è una cosa molto, molto gratificante, nel senso è piacevole, ti consente di rivivere nel periodo invernale quello che fai nel periodo primaverile e estivo. Anche in questo caso confronto col ground, combined come gold standard, vedete come i numeri siano assolutamente compatibili, congruenti, sono confrontati con la stima di campo che abbiamo fatto con Emiliano Verda, soprattutto lui ha fatto e io ho aiutato, vedete come si ottenga la stessa cosa, lavoro sul campo una settimana, lavoro su Google Earth 7 ore. E questo, dicevo, va su cosa. L'appetito viene mangiando, tuttavia, e mi faccio vedere le ultime diapositive, 10 diapositive ho finito. L'appetito viene mangiando. Successo riproduttivo di cigno sul delta del Po, adulti, giovani. Anche in questo caso nessuna difficoltà. Questo è tutto da scrivere. Io faccio un brevissimo inciso per riprendere quello che diceva Francesco Scarton, con cui non ci siamo assolutamente messi d'accordo, che è un invito a pubblicare. Cioè i faunisti veneti fanno un lavoro enorme, ma hanno pochissima visibilità. Io non sono un dilettante, faccio il medico, i medici veneti, i cardiologi veneti fanno un enorme lavoro ma hanno pochissima visibilità. È probabilmente nella nostra natura, ma è sbagliato, è antieconomico, quindi bisogna avere visibilità anche locale al proprio lavoro. Scusate l'inciso, ma mi serviva per introdurre, se qualcuno ha voglia con me di contarsi i giovani del cigno nel delta del Po, mi scrive, lo facciamo, lo scriviamo, lo mandiamo. Soprattutto è una cosa invernale, facile e piacevole. Vedete, eccolo qua, chiaramente, adulti, 1, 2, 3, 4, 5 pulcinoni dell'anno. Questo mi manca l'effetto, non importa. Se vi ricordate, quando ho fatto vedere prima gli aironi rossi, la colonia sbagliata era questa, nel senso che questa non è una colonia di airone rosso, anche se sembra, siamo sul delta del Po, ok? E questi bianchi poi, guardando Google Earth, non so cosa siano, perché rossi su cespuglio, sì, sono in Africa, li ho letti, ma qua francamente rossi su arbusto no. Per cui andiamo a vedere, eccoli qua, sono gli stessi, sono questi, sono aironi bianchi. Quindi è un falso positivo, se volete, ma anche in questo caso è una serendipity notevole, è molto piacevole. Così ho trovato la colonia di aironi bianchi maggiori che c'è nel Bacucco, con 50 coppie costanti. Quest'anno sono meno, sono già insediati, stanno costruendo i nidi, ma sono meno. Ma voi capirete che è una grande opportunità, ed è stata fatta anche in questo caso dal divano di casa mia, col portatile sulle gambe e il caffè. Eccoli qua, e sono quelli che vedevate da Google Earth, ripeto. L'altra cosa che ho fatto vedere, torno indietro un secondo, che è questa, però andiamo a vedere anche questa cos'è, ok? Questi puntini bianchi sul coso, questi puntini bianchi, che sono questi, li vedete, che il drone vi ricostruisce così, sono in Bacucco. Questa è la foto sempre da un lavoro che è stato pubblicato, e queste invece sono spatole, ok? Anche in questo caso è una cosa che si può, allora torno indietro, scusate, si possono contare, e siccome la dimensione è discreta si possono stabilire anche grossolanamente, con tutti i limiti, le distanze intraspecifiche, ma anche la localizzazione, perché si mettono su arbusto e non su canneto, la distanza eccetera eccetera, su base più macroscopica, quanta acqua c'è, quanto canale c'è, eccetera eccetera. Quindi capite bene che è uno strumento formidabile e a gratis, scusate se ribadisco. Cos'altro ancora? Questi sono i cigni, questi sono i fenicotteri, ok?
la stima, la conta dei fenicotteri nell'inverno di queste immagini ci sono, questo sono tornato indietro per caso, ci sono, quindi un confronto fra i fenicotteri svernanti sul delta del Po dell'anno scorso, quando ci sono dei bei dati di Google Earth, rispetto alla conta con da ground d'inverno, ok, dove non solo è scomoda e fa freddo, ma è anche di un'imprecisione spaventosa. Okay, per contare questo branchetto, che è facile, che sono un centinaio di individui, un po' di più, se voi siete su un punto che generalmente non è comodo e che è qua, più lontano, e li prendete di infilata, questi fate una sottostima o una sovrastima paurosa, perché sono tutti di infilati in 2 dimensioni, si muovono oltretutto, quindi si sfalsano, le linee che vi sembrano separate si mescolano e quindi sostanzialmente si danno dei numeri. Ho provato personalmente, con tutto il mio sforzo e bene o male la mia esperienza, sbagliavo, avevo un'imprecisione del 30%, 50%, scusate, è venuto l'accento veneto terribile, del 30%, il 50% è la moneta. Ok, quindi non si può fare, per cui anche in questo caso, se qualcuno dei giovani o anche dei vecchi come me ha voglia di lanciarsi e quando fa più freddo ci contiamo gli fenicotteri svernanti, scriviamo un lavoro che poi va dove va. C'è anche ve la butto proprio perché sto parlando di possibili interazioni e collaborazioni, c'è anche la possibilità tramite Imagey, altro free, che voi scaricate, che è il programma che usano gli istologi per contare i macrofagi sui vetrini. Però al programma, che non ha testa ma è un esecutore, contare macrofagi sui vetrini o contare fenicotteri su uno sfondo omogeneo non fa differenza, e quindi ve li conta in un secondo e vi dà il numero, che è 134. Per quando avete una popolazione come questa, e questa è l'ultima diapositiva, che sono 3.000, 2.500, se li contate a mano, se li contate da ground è ridicolo, ok? Provate a pensare di contare questa da infilata da 200-300 metri, date numeri sostanzialmente. Se li fate contare in Imagey, ve lo solarizza, ve li conta e in 30 secondi vi dice quanti sono. Questo ha fatto sì che persino io, che sono un cane sciolto, sia arrivato a IBIS. Chi volesse, facciamo. Questa è la diapositiva dello stesso branco non solarizzato, stesso stormo non solarizzato d'inverno, e con questa vi chiudo. Le conclusioni sono banali. Google Earth fornisce un metodo di conteggio accurato, rapido ed economico, specie ornitiche di grandi dimensioni ovviamente. Nel caso di specie elusive il metodo è molto, ma anche di non elusive come il fenicottero raggruppato, molto più preciso e più accurato, sia accurato che preciso, del metodo tradizionale, e abbatte i tempi di lavoro di un ordine di grandezza più o meno. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie molte a Roberto, eravamo sicuri dell'interesse del tuo contributo, già in altre volte ci hai stimolato con metodologie nuove eccetera, e quindi è molto molto interessante. Non c'è spazio per domande, che li potete fare a Roberto durante la pausa pranzo. So che domani molti di noi passeranno la domenica, chi non ha l'orto da vangare o deve andare a farfalle passerà la domenica su Google Earth per provare a cercare qualcosa che non troverà magari, però insomma è molto molto interessante. Niente, andiamo avanti. C'è un contributo di Federico Corato, Aldo Di Britta, monitoraggio biennale del Re di Quaglie, Crex attraverso la stimolazione acustica playback notturna nell'altopiano dei 7 comuni. Parla Federico Corato. Bene, ciao a tutti. Allora, come anticipato giustamente, adesso torniamo su in altopiano, parliamo di nuovo di altopiano e usciamo dalla laguna per parlare di questa specie abbastanza particolare. Stiamo parlando del Re di Quaglie e un lavoro molto semplice. Si vede? Sì, ok. Perché l'obiettivo iniziale che ci siamo posti è appunto individuare la presenza del Re di Quaglie sull'altopiano di 7 comuni. Ma perché sull'altopiano? Perché innanzitutto molti lavori standardizzati qua non erano mai stati fatti, almeno da quel che so, e in più perché guardate, questa è la conca centrale dell'altopiano, quindi la conca dove c'è la maggior parte dei paesi, e questi paesi, ok, comunque nella conca centrale, a parte i paesi, ci sono tantissimi prati a sfalcio. Oh, perfetto, grazie.
Ci sono tantissimi prati a sfalcio, habitat che noi consideriamo idoneo in maniera assoluta per i radiquaglie, però dopo vedremo che è un po' più complicato. Un accenno velocissimo alla biologia, insomma, del radiquaglio. È un rallide di medie dimensioni, immaginiamolo come una via di mezzo tra una quaglia e una starna come dimensioni, anche se appartengono a famiglie diverse, e la dieta è un onnivoro, quindi invertebrati e anche parti vegetali. Ma la cosa che a noi interessa di più è il comportamento, perché è quello che ci permette di monitorarlo. Comportamento che tendenzialmente avviene a terra, quindi è un animale che cammina nell'erba alta e raramente si alza in volo. Infatti qua vi faccio notare una foto, l'unica foto che sono riuscito a fare a radiquaglie, quindi godetevela perché tutta la presentazione sarà soltanto a prati, quindi ci stuferemo. Però comportamento stranissimo quella volta lì, dove il radiquaglie aveva preso il volo facendo dei giri strani. Ma per addentrarci meglio nel suo comportamento andiamo avanti con le slide, perché qua vediamo il suo areale con la parte alla vostra destra in verdino l'areale di nidificazione, quindi vedete che va dalla Siberia fino all'Irlanda, e più si procede verso occidente più la distribuzione diventa discontinua, mentre poi in Africa la situazione è un po' particolare, perché comunque vediamo due colori segnalati, con il blu più intenso che indica la zona di svernamento più, diciamo, famosa per lungo periodo, e la zona in azzurro di passaggio, anche se in verità in Africa probabilmente seguono le piogge, quindi seguono i periodi delle piogge con le praterie. Poi in Africa è complicatissimo da monitorare, perché sappiamo che il radiquaglia è una specie incontattabile, di solito l'unico modo per capire della sua presenza è sentire il canto. In Africa non canta e quindi è molto complicato capire dove e come va. Mentre dall'altra parte vediamo la distribuzione della nidificazione in Veneto, e da questa cartina sembra una distribuzione abbastanza continua in tutta la parte alpina, però in verità in tutta Italia il radiquaglia, il grosso dei nidificanti, avviene proprio nel nord-est, nella fascia prealpina che va, immaginate, dal Garda fino alla Slovenia, quindi Lessini, Altopiano di Asiago, Grappa, Cansiglio, tutte quelle zone prealpine. Mentre entrando nella parte più alpina delle Alpi interne, comunque il radiquaglia è presente, ma in maniera meno importante. Allo stesso modo, scendendo verso le pianure, noi il radiquaglio ormai lo consideriamo un animale montano, però ci si ricorda ancora di come nidificasse tempo fa nelle alte pianure. Molte segnalazioni Alto Vicentino, Alto Friulano. Ma come mai è sparito da queste zone? Perché l'habitat che noi consideriamo idoneo al radiquaglio ovviamente sono i prati a sfalcio, anche se una volta probabilmente riusciva a nidificare anche nelle praterie umide, anche nei caricetti, nelle zone di golenali dei fiumi che ormai sono sparite. Poi sapete, siamo arrivati, abbiamo disboscato tutta Europa e di conseguenza abbiamo creato tantissimo habitat per questa specie che sicuramente in passato ha beneficiato della nostra presenza. Poi le cose sono cambiate ancora e noi con l'agricoltura meccanica abbiamo rincasinato la situazione, e di conseguenza adesso in tutte le zone dove si sfalcia in maniera meccanica e il radiquaglio ovviamente non fa in tempo a portare avanti la nidificazione, è sparito, come immaginate, nelle alte pianure. In montagna resiste ancora perché lo sfalcio avviene in maniera più tardiva e di conseguenza i pulcini fanno tempo a nascere. Adesso andiamo un attimo nella tecnica che abbiamo utilizzato per il monitoraggio, un monitoraggio semplicissimo e senza nessuna pretesa, anche perché è stato fatto solo in 2 anni, quindi ha nessuna valenza. Però poi vi spiegherò alla fine perché questo monitoraggio è stato fatto appunto con una cassa di richiamo. È stato fatto il periodo fine maggio, inizio giugno, quindi queste 3 settimane che è il momento in cui c'è la massima attività di canto. Canta per tutta estate praticamente il radiquaglio, ma quello lì è il momento maggiore, e di notte. Dal tramonto fino a mezzanotte, l'una, perché dopo ci eravamo stufati, non perché lui non cantasse più, perché poi va avanti fino all'alba e va avanti a cantare anche di giorno, quindi non si fa grossi problemi. Comunque è quella fase tardo serale, inizio in piena notte, che canta la maggior parte del tempo. Abbiamo fatto dei transetti che abbiamo fatti sia un po' in macchina che a piedi, un po' misti, un po' di tutto. Ogni punto del transetto ci siamo aspettati 5 minuti prima di emettere qualsiasi richiamo per aspettare l'eventuale canto in maniera spontanea, e poi un'alternanza di richiami e attese per riuscire a capire il maschio competitore. Vi posso raccontare una cosa divertente di come una volta durante un richiamo un radiquaglio era vicinissimo, l'ho visto avvicinarsi, però visto è una parola grossa, nel senso che ho visto l'erba che si avvicinava verso di me, si era fermato a 3-4 metri e ha iniziato a cantarmi in faccia, e vi assicuro che un radiquaglio
di quaglie che canta a 3 metri ti spacca i timpani, perché canta veramente molto molto forte. Volevo farvi sentire anche il canto, però c'è qualche problema nella presentazione, però vediamo se da qua si riesce a sentire. Quindi immaginate, per chi vive con re di quaglie sotto casa, tutta notte di tutti i mesi maggio, giugno e luglio con questo canto che gli fa compagnia, quindi tante volte non è ben visto. Bene, poi però abbiamo iniziato con questi transetti, abbiamo scelto 4 transetti in tutta la conca centrale dell'altopiano. Li abbiamo scelti per fare in modo che rappresentassero abbastanza la situazione. Allora vedete che innanzitutto il primo l'abbiamo diviso in 3 sottotransetti per motivi logistici, comunque sono 2 esposti a nord, 2 esposti a sud, 3 sono circa 1100 metri, uno è un po' più alto a 1300 metri. Poi abbiamo considerato le aree di buffer, le aree dove il re di quaglie appunto si sente, avete capito che è un canto che si sente molto molto distante. Io direi anche a 300 metri si può sentire tranquillamente in condizioni normali. Bibliografia dice anche molto di più, ma insomma devono esserci delle condizioni veramente speciali secondo me. Alcuni dati che abbiamo tirato fuori di questi primi 2 anni di monitoraggio. Allora vedete che il primo transetto l'abbiamo diviso in 1.1, 2, 3 e poi il 2, il 3 e il 4. Abbiamo considerato quanti chilometri, sia in lunghezza che a livello di chilometri quadrati, poi il numero massimo di individui al canto per ogni singola zona, e poi da lì abbiamo calcolato l'indice chilometrico di abbondanza e la densità per ettari. Dato che è venuto fuori 2020, numero massimo di maschi cantori 8, 2021 6. Poi da lì si potrebbero fare tanti giochietti matematici con densità e presenze, ma insomma non è il caso, specialmente in un monitoraggio di soltanto 2 anni. Poi questa è la rappresentazione sempre degli stessi dati, però in maniera un po' più grafica, per renderli un po' più comprensibili. Allora vedete che i primi 3 sono comunque lo stesso transetto, cioè i primi 3 mezzi transetti, quindi si potrebbero benissimo sommare, quindi sarebbe da 6 a 3, poi il secondo 0, 0, poi il terzo 1, 2 e il quarto pari. Posso anche dirvi come erano fatti questi transetti, nel senso cosa c'era intorno a questo transetto, che è molto importante, perché ad esempio l'1.1 intorno è praticamente tutto prato asfalcio, l'1.2 anche, l'1.3 invece è pascolo a manze. Cosa interessante che è successa in questo transetto, prevista dalla bibliografia, ma è sempre bello vederlo in campo, di come all'inizio, immaginate che a fine maggio, il periodo in cui inizia il monitoraggio, è anche il periodo in cui arrivano sulle manze e le vacche al pascolo, e in questo mini transetto sono arrivate le manze, che non mi volevano tanto bene, devo dire, in questo transetto, ma è un altro discorso, e subito i re di quaglie c'erano. Poi gradualmente, a mano che le manze facevano diminuire la copertura dell'erba, i re di quaglie ovviamente sono spariti, perché il re di quaglie accetta il pascolo dei bovini, ma fino a un certo punto. Se eliminano tutta l'erba ovviamente spariscono anche loro. Mentre il 3 è quasi tutto a prato asfalcio con un piccolo pascolo in mezzo, il 4 invece è tutto a pascolo. Interessante del 4, anche questo previsto dalla bibliografia, come lui è 200 metri più alto rispetto agli altri transetti, e specialmente la parte alta, all'inizio del monitoraggio l'erba era ancora abbastanza bassa e quindi i re di quaglie sono arrivati in maniera successiva. Molto interessante invece è il transetto 2, un transetto che noi ci aspettavamo qualche re di quaglie sicuramente, perché immaginate è un transetto che è immerso a una quantità di pascoli e specialmente prati asfalcio veramente immensa, il Caberlaba per chi ha presente. E però nel 2020 e nel 2021 zero assoluto, zero, mai neanche mezzo re di quaglie. Non riusciamo proprio a capire il motivo, abbiamo fatto tante ipotesi. Considerate comunque lì l'erba è molto alta, la concimazione è molto spinta in quelle zone lì, però è una zona dove c'è molta esposizione a nord e dove ci sono le piste da sci in inverno, quindi le cose potrebbero anche influenzare. Cosa interessante però che finito il monitoraggio, comunque quelle zone le frequento lo stesso, e 2 re di quaglie continuavano a cantare in quelle zone lì, quindi probabilmente re di quaglie non è che lì non c'è, ma arriva in maniera successiva, in periodi successivi rispetto a al nostro monitoraggio. Bene, sono quasi alla fine, perché parlare di prospettive future sia per re di quaglie che di questo monitoraggio, perché innanzitutto in questa foto vedete come questo sia un prato un po' abbandonato, che sta tornando a
al primo arbusteto, vedete rosa canina in sfondo e tante altre piante, e che è un ambiente che teoricamente potremmo anche non considerare idoneo alla radiquaglia, invece nei primi anni di abbandono diventa veramente molto molto idoneo. Qua c'era una quantità di radiquaglie impressionante in questo prato. E poi ovviamente bisogna vedere come i prati vengono gestiti, perché ci sono tanti fattori che influenzano le radiquaglie. Infatti la mia non era proprio una presentazione per spiegare qualcosa, ma volevo anche chiedervi un consiglio, una mano, per pensare cosa fare i prossimi anni, nel senso che noi abbiamo fatto questi 2 anni inizialmente e adesso potremmo valutare se riuscire ad andare avanti i prossimi anni nello stesso metodo, o provare, se magari qualcuno ha voglia di darci una mano, qualche consiglio, di provare a integrare qualche altra analisi, qualche altra variabile all'interno dello studio, magari comprendendo anche la vegetazione e la composizione di questi prati, che sicuramente è fondamentale, e tanti altri parametri, se avete altre idee. Bene, io direi che abbiamo finito, vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio particolarmente il Museo Naturalistico Patrizio Rigoni di Asiago con il suo curatore Carlo Zanin, che hanno permesso il tutto, Silvia Cerali, Michele Boscolo Pontini che mi hanno dato una mano, e poi devo dirvi che vi ho mentito perché Radiquaglie una volta l'ho beccato davanti che cantava. Bene, grazie. Grazie molte. Mentre pensate a qualche domanda, volevo solo segnalare che anche a Belluno facciamo un monitoraggio ogni anno dei radiquaglie. Ormai qualche anno che lo facciamo, 2 o 3 anni, è un'iniziativa che aveva lanciato ancora Giuseppe Tormen, e i numeri sono anche interessanti. Abbiamo anche una popolazione interna, perché in Comelico si sta riducendo, perché una volta ce n'era anche in Cetrocadore, però abbiamo degli animali anche nella parte interna della provincia, quindi in area indalpica, ecco. E ovviamente anche noi, se qualcuno vuole venire a far censimenti di radiquaglie, sempre ben accetti. Niente, mi sembrava ci fosse una domanda. Lucio, prego. Federico, mi ricordo che qualche decennio fa c'era Ivan Farronato, qualcun altro, che aveva fatto analoghi censimenti proprio nel piano di Asiago. Ti chiedo se hai provato a fare una ricerca bibliografica, se sei a conoscenza che abbia pubblicato qualcosa, se ti sei ispirato a questi per posizionare i tuoi transetti, e se no ti invito a cercare nelle riviste di ultimi decenni che magari trovi indicazioni proprio per il tuo territorio. Sì, avevo sentito quello di Farronato, però non abbiamo mai visto bene anche i transetti che lui ha fatto o come l'ha sviluppato, quindi questa l'abbiamo fatta ex novo, diciamo. Forse, scusa, ma non so se ti risulta che abbia pubblicato un po' di stime? No, quelle no. Potrebbe essere, ma non le ho trovate. Ah, secondo me sì, qualcosa. Potrebbe essere. Sì, io ricordo anche un lavoro che è stato fatto, ma probabilmente avete visto, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Qui c'è un funzionario dove era stata abbinata uno studio su radiquaglie e anche analisi di tipo floristico vegetazionale, da cui emergeva bene come la specie stesse sui prati pingui sostanzialmente, quindi arenateretti o anche prati iperconcimati, oppure nelle malghe, nelle aree nitrofile. L'altra cosa che si era osservata è che, non so se quel transetto 2 potrebbe richiamare questo fenomeno, è che questi animali si spostano, cioè quando tagliano in basso e loro sono lì, vanno più in su, insomma. Per cui non so, nel Parco dei Dolomiti abbiamo una situazione in cui una specie in calo, però per cui gli animali tu li trovi su a 1900-2000 metri, ma li trovi lassù a partire da giugno inoltrato e luglio, insomma, mentre in maggio ovviamente non ci sono, per i motivi che dicevi. C'è un'altra domanda, Antonio? Sì, c'è il tempo. Sì. Allora Federico, niente, complimenti. Io ho lavorato su radiquaglie un sacco di anni fa, forse non eri ancora nato, penso fosse il 2001, no, sto scherzando, ma in Friuli, e lì avevamo fatto un lavoro su 2 anni, un anno in cui ce n'erano tanti, un anno in cui ce n'erano pochi. E era venuto fuori la possibilità quindi di individuare i siti ottimali, cioè quelli occupati nell'anno di scarsa presenza. E poi avevamo fatto, giusto per darti degli input di sviluppo,
E poi abbiamo fatto un lavoro sul microhabitat sia a livello di struttura dell'erba, del manto diciamo, che disponibilità di invertebrati. Se vuoi ti giro il lavoro che era stato pubblicato. Grazie. Perché in realtà è abbastanza facile replicarlo, solo che voi avete un interesse gestionale che lì non c'era perché erano prati abbandonati. Voi potete arrivare a definire quali sono le pratiche che si associano alla struttura ideale. Quindi vi invito a trovarvi anche uno sponsor, perché bisogna lavorare pagati, anche se abbiamo visto che si può lavorare anche amatorialmente, però insomma se siamo faunisti qualcuno di noi lo fa anche professionalmente, per cui l'invito è di cercare gli sponsor e di fare uno studio che sicuramente può essere importante per la conservazione della specie. Grazie. Non solo per il dato conoscitivo della popolazione. Esatto, anche perché sì, l'obiettivo di questa ricerca è anche perché, come detto da te giustamente, in queste zone sono le zone dove si fa il formaggio, quindi sono le zone dove i prati valgono tanto e i prati sono gestiti proprio per questo. Infatti, anche per ricollegarmi a quello detto prima, il problema che c'è stato nella terza settimana di monitoraggio è che iniziano gli sfalci e quindi bisognava sbrigarsi, perché appena arrivano gli sfalci, come detto giustamente, si spostano tutti e quindi cambia completamente. Un'altra idea poteva essere di valutare dove si spostano i radicaglie post sfalcio, vedere come cambia tutta la situazione, però tutti grandi lavori con tanti impegni. Va bene, allora adesso è la volta di Antonio Borgo, che con Maria Giovanna Mitri, Stefano Castelli, Marcello Rossani e Caterina Garbin presenta Dalla specie alla comunità l'approccio interspecifico quale chiave di volta per la conservazione del fratino al Lido di Venezia. Allora io mi tolgo la mascherina perché non ho nessuno davanti. Allora, buongiorno a tutti. E qua io avevo piacere di venire a parlarvi di Fratino perché ormai è la terza edizione del convegno in cui lo facciamo, e siccome siamo una comunità diciamo locale di faunisti veneti, era particolare interesse nostro rendervi partecipe delle evoluzioni della situazione, anche perché ci eravamo lasciati l'ultima volta con un momento un po' drammatico della situazione. Allora, la nostra attività che svolgiamo come volontari della LIPU al Lido di Venezia, quindi diciamo l'isola che separa la laguna di Venezia dal mare di fronte a Venezia, nella parte settentrionale dell'isola, un tratto di spiaggia abbastanza atipico rispetto ad altri, nel senso che è molto basso, molto piatto, non ha uno sviluppo dunale altimetricamente significativo, perché diciamo per la sua posizione è spazzolato dalla bora e quindi in inverno la sabbia viene portata via, non viene accumulata. Questa morfologia piatta in realtà favorisce il fratino e favorisce in particolare la formazione dell'habitat del salsolo cacchileto, che è un habitat di piante annuali e che diciamo si mantiene bene soprattutto quando ci sono delle belle mareggiate che prevengono l'affermazione delle specie perenni. Cronistoria, ma io qua vado velocissimo. Il progetto è partito nel 2013, e i primi anni abbiamo collaborato col comune, poi siamo andati avanti da soli e poi adesso quest'anno, dal 2021, abbiamo in piedi una convenzione con il comune di Venezia, nuova, che non è finalizzata alla conservazione del fratino ma all'applicazione delle misure di conservazione regionali della DGR 1331 del 2017, misure di conservazione per habitat e specie, quindi il fratino è solo uno di questi elementi. Che cosa facciamo? Nel 2013 siamo partiti con l'idea che il fratino stava andando a rotoli, questo lo si sapeva in tutta Italia, ma bisognava riuscire a capire cosa fare per contrastare questo rotolio, e quindi monitoraggi, ma gestione e sperimentazione di misure di conservazione, e la cosa importante, la divulgazione e l'informazione, che però lavorando come volontari in realtà molto spesso è l'ultimo punto, perché arrivi stanco ed è quello che salta. Abbiamo appunto i nostri piccoli risultati li abbiamo pubblicati in ambiente qua, diciamo, locale triveneto. Ecco, ci eravamo rimasti, ho scritto ricapitolando per quello, ci eravamo lasciati con in sostanza dei dati nel 2016, che è stata l'ultima edizione del convegno,
in cui si esponeva al crollo della popolazione nidificante sui litorali veneziani dal 90 ad oggi, e in particolare per quanto riguardava la nostra area di studio di San Nicolò si evidenziava un buon risultato in termini di aumento dei pulcini nati, cioè riuscivamo a proteggere i nidi dai predatori soprattutto, oltre che dalle attività antropiche, però nascevano un sacco di pulcini ma morivano tutti, e in pratica avevamo un tasso di involo che si era addirittura azzerato, e quindi ci ponevamo il problema, ci eravamo lasciati con questo problema se non stessimo per caso coltivando un orticello che in realtà era una trappola ecologica, e se non convenisse quindi in realtà dare via libera a tutte le attività umane che potessero prevenire l'insediamento del frattino invitandolo ad andare altrove. La mia ovviamente è una provocazione, perché noi siamo anche abbastanza controcorrenti in alcuni anni, ma fermamente convinti che finché ci vogliamo chiamare Homo sapiens, per noi sarebbe una grande sconfitta perdere il frattino, che è una specie di spiaggia, dal litorale solo perché non siamo stati capaci di conviverci. E questo grafico un po' complesso era l'ultimo di quella presentazione. In sostanza avevamo individuato 2 fattori di pressione: i corvidi come predatori e l'uomo come fonte di altre minacce e pressioni, con 2 percorsi distinti in parte, e in realtà anche dei fenomeni di sinergia uomo-corvidi nel incrementare la mortalità dei pulcini. L'uomo per uccisione accidentale, calpestio o inedia. Perché succede questo in spiaggia? La gente in spiaggia sempre di più, perché c'è la corsa alla natura e al benessere, quindi giustamente le persone vanno in spiaggia anche a passeggiare eccetera. Però il frattino che mangerebbe in battigia, noi assistevamo a questi pulcini di frattino che facevano continuamente avanti e indietro dalla vegetazione alla battigia per andare a mangiare, ma quando arrivava qualcuno, quindi tornavano indietro. Chiaramente questi li espone, e ci sono degli studi in letteratura interessanti su questo. La mortalità di pulcini si concentra nei fine settimana, e diciamo che favoriva anche la predazione, perché chiaramente il pulcino fermo è invisibile, ma il pulcino che corre e deve scappare, perché la sua priorità è scappare dall'uomo o dal cane che sta avvicinandosi, diventa estremamente visibile ai predatori. Quindi ci eravamo lasciati con questi 2 fattori mescolati, difficili da gestire, perché era difficile individuare la responsabilità dell'uno e dell'altro. Quindi ci è venuto in aiuto il Covid. Siamo stati gli unici, un minimo ripagati in qualche cosa, nel senso che nel 2020 c'erano i famosi, come si chiamavano, i DDL, per cui la gente non poteva uscire di casa. Noi abbiamo ottenuto dal prefetto di Venezia un'autorizzazione per andare a fare la nostra piccola attività, ma nei minimi termini indispensabili. Questo però ci ha permesso di avere un anno in cui l'attività antropica, la presenza antropica nei mesi di aprile, maggio e giugno era praticamente azzerata. C'era sempre ovviamente quello che in barba a tutto andava lo stesso, ma era una presenza ridicola, tu non vedevi nessuno in spiaggia, era impressionante. Quindi un caso sperimentale che mai avremmo immaginato. Quello che è venuto fuori è che in realtà nel 2020 il nostro tasso di involo è stato praticamente uguale, appena superiore a quello dell'anno prima, e la differenza non solo non era significativa, ma non si avvicinava neppure a poter essere immaginabile come una differenza. Quindi la nostra conclusione è stata: accidenti, evidentemente la predazione tra i 2 fattori è quella che agisce in maniera preponderante. Allora, i nostri predatori sono solo alati, perché siamo su un'isola e per fortuna per ora non abbiamo la volpe, essenzialmente sono cornacchia, gazza e gheppio. Il gheppio è una new entry, nel senso che ha cominciato a girare per il Lido verso dal 2010 in poi, e ha cominciato a nidificare a San Nicolò dal 2015 in poi. Forse qualcosa in più, qualcosa prima verso l'aeroporto, voi non conoscete i dettagli, lasciamo perdere. Poi ovviamente c'è il ratto, il gatto e potenzialmente il cane delle persone che vanno a spasso col cane. E quindi ridurre la pressione dei predatori
come potevamo farlo. Abbiamo individuato varie possibilità. Uno era quello di ridurre selettivamente le popolazioni, in questo caso dei corvidi, non riducendone il numero, che non è un'ipotesi verosimile, ma andando ad eliminare gli individui esperti, cioè gli individui che avevano maturato una strategia nella ricerca dei nidi e dei pulcini. In molti casi le cornacchie e le gazze aspettavano la schiusa delle uova, il nido era protetto dalla gabbia, e appena i pulcini cominciavano a uscire se li andavano a pappare, tipo fast food. Per cui bisogna cercare di stroncare questa cultura. Dopodiché bisogna cercare di ridurre tutte le facilitazioni antropiche alla predazione, quindi eliminare tutti i posatoi artificiali che sorgono nelle vicinanze delle aree di nidificazione, o se non si possono eliminare perlomeno metterli dissuasori, e eliminare chiaramente le fonti attrattive, i rifiuti, quelle cose lì. Un'altra strategia sarebbe quella dell'alimentazione diversiva, fatta in Inghilterra ma estremamente impegnativa, al di sopra delle nostre possibilità. Poi si può contare anche sulla capacità del frattino di evolversi, di adattarsi, e in effetti, insomma, se è arrivato fin qua dopo milioni di anni, gli diamo un po' di fiducia, anche se molto poca, perché sembra una delle specie più stupide dell'universo. Ecco, e un altro elemento è quello di ricercare di ricreare quella che era la comunità di specie che c'era quando io ero piccolo, cioè in spiaggia una volta c'era il fraticello, c'erano altre specie, e questo era importante perché c'erano le cosiddette specie guardiane, cioè quelle specie come il fraticello appunto, che essendo coloniali e attaccando i predatori, in realtà fanno da ombrello anche per il frattino. Ed è questo il punto sul quale abbiamo iniziato a lavorare. Due sono le specie, ma devo andare veloce perché il tempo galoppa. Uno è il fraticello, che appunto è una piccola sterna coloniale, era scomparso sul litorale, ma diciamo nel 2018 abbiamo fatto... No, l'unica cosa che qua vi evidenzio è che lui nidifica abbastanza tardivo, nel senso che arriva a deporre verso la metà di maggio, tra la metà di maggio e la metà di giugno, e schiude tra i 10 giugno e la metà di luglio. L'altra specie è la beccaccia di mare, che non è coloniale, ma nidifica più precocemente, cioè depone già in aprile. Adesso abbiamo la nostra coppia che sta già covando, e schiude a metà maggio. Allora, la beccaccia di mare nidificava nei cantieri del Mose già da diversi anni, ma non era mai venuta in spiaggia. Nel 2020, probabilmente grazie al Covid, che aveva azzerato il disturbo antropico, si è azzardata a venire in spiaggia in questo pezzettino qua, che noi abbiamo prontamente recintato. Però in quell'anno lì a maggio ha deciso che, visto che comunque la gente cominciava a aumentare un pochino, poi qua avevano riaperto lo stabilimento, ha portato i pulcini qua in fondo, che è la zona in cui tutti i frattini vanno ad alimentare i pulcini, perché è dove non viene raccolta il materiale che si spiaggia, è pieno di cibo, di talitres eccetera. Nel 2021, cioè l'anno scorso, ha nidificato direttamente in quel puntino rosso che c'è lì. Subito gli si è associato, appena hanno cominciato a covare, un frattino che ha fatto il nido a 10 metri di distanza dalla beccaccia di mare, quindi diciamo cercandolo. Il fraticello più numericamente consistente, nel 2018 abbiamo fatto un esperimento, li abbiamo attratti in un'area usando gli stampi, diciamo, quindi dei richiami finti. Loro ci sono cascati, sono venuti, hanno fatto una colonia di 28 coppie che ha involato 35 giovani e ha attirato i frattini, però la colonia era questa qua in azzurrino, vedete, e era insediata nell'unica zona in cui potevamo lavorare in quell'anno, e che però non è una zona dove i pulcini di frattino vengono allevati. Allora nel 2021 siamo riusciti a farli arrivare qui, lavorando sulla vegetazione, togliendo la vegetazione alloctona, e questa era fondamentale perché era proprio l'area in cui i frattini allevano i loro pulcini, e quindi l'ombrello della specie guardiana era più efficace. Che cosa abbiamo ottenuto? Intanto la rivoluzione della distribuzione del frattino. Il frattino di solito, quando nidifica da solo in spiaggia, ha una tendenza a isolarsi a una ottantina di metri, 70 metri di distanza dal nido più vicino attivo simultaneamente. Nel momento in cui si insedia la colonia, i nuovi nidi vengono fatti tutti a ridosso della colonia al suo interno, con una differenza statisticamente molto significativa nella appunto concentrazione delle coppie. E questo dal punto di vista gestionale è molto importante, perché un conto è avere una popolazione dispersa in tutte le concessioni balneari, e un conto è riuscire a concentrarle all'interno di un'area completamente difesa.
L'effetto poi è la durata dei nidi, nel senso che la colonia effettivamente è efficace nel proteggere i nidi, non si avvicina più nessun corvide, tutti i nidi arrivano a schiusa tranne uno che è stato abbandonato, senza la necessità di ricorrere alla gabbia, quindi anche senza la necessità di evidenziare al gheppio o alla cornacchia di turno la posizione del nido. L'altro effetto della colonia è la sopravvivenza dei pulcini, che in effetti è molto più grande, cioè nel momento in cui noi abbiamo una colonia di fraticelli nell'area in cui vengono allevati i fratini, perché il fratino deve mangiare, non è che il genitore gli porta il cibo, per cui noi abbiamo bisogno di avere la colonia lì, la sopravvivenza dei pulcini aumenta in maniera statisticamente molto significativa. Di fatto si passa da 4 giorni di vita media a 21,5, che considerando la media vuol dire che molti si involano. Va bene, la popolazione in sostanza risulta stabile come numero di coppie, con gli incrementi negli anni in cui ci sono i fraticelli. Il successo di cova è estremamente variabile perché è governato da tanti fattori, il numero di pulcini nati idem, perché segue un pochino il successo di cova. Quello che è interessante è che il successo riproduttivo sta aumentando significativamente dal 2015 ad oggi, ma in realtà solo per effetto del fraticello. Noi non riusciamo con le nostre attività normali di gestione a consentire un tasso di involo decoroso. Ecco, questa è la distribuzione di tutte le osservazioni, una per giorno, non di più, per l'indipendenza del campione, delle covate, cioè del gruppetto di pulcini di ogni coppia, e si vede benissimo una cosa interessante. Che praticamente, se vedete il grafichetto dell'istogramma in alto, nel 2018 è vero che avevamo il fraticello, ma vedete che il numero di pulcini che si è involato è rimasto basso. Questo perché? Perché è fondamentale che la colonia appunto sia insediata nelle aree in cui vengono allevati i pulcini. In quest'area confluiscono i pulcini nati anche a 1 chilometro di distanza, giusto per darvi un ordine di grandezza dell'importanza di quelle poche centinaia di metri. Il gheppio ha rappresentato un problema perché, perché praticamente la colonia non riesce a proteggersi sufficientemente dagli individui che si appoggiano sulle strutture circostanti, per cui è fondamentale eliminare le piante che crescono nei cantieri del Mose, è importante eliminare tutte le strutture antropiche che fanno d'appoggio o dotarle di dissuasori, perché non sono, cioè la predazione è un fenomeno naturale, ma se noi agevoliamo artificialmente dobbiamo cercare di togliere il nostro elemento squilibrante. Una cosa velocissima sulla risposta ecoetologica del fratino, perché prima un pochino l'ho offeso, in realtà ci sta lavorando, alcune coppie dal 2020 stanno mostrando un comportamento stranissimo e noi pensiamo che sia proprio perché c'è il gheppio e non la cornacchia, non porta più i pulcini in battigia dove sarebbe pieno di cibo, ma li alleva all'interno del cachileto, dove evidentemente, grazie al fatto che costruiamo questo recinto ogni anno dal 2013, anche la comunità di invertebrati forse sta aumentando. Fatto sta che le coppie che hanno questa strategia riescono a involare, quelli che allevano in battigia non involano. È una cosa su cui stiamo lavorando, ci piacerebbe anche fare delle relazioni con magari possibili tesi o cose così, perché le nostre risorse di tempo ovviamente sono finite, non nel senso che smettiamo, ma nel senso che sono proprio una risorsa finita. E ecco, i ringraziamenti oltre a noi volontari, al Comune di Venezia per la convenzione in atto, alle Forze Armate, Esercito e Marina, perché sono le più sensibili come concessionarie alla conservazione dei nidi che spuntano, e concessionari eccetera. Ho finito, scusate, ho dovuto galoppare, spero di non aver fatto troppa confusione. Grazie Antonio, non ho spiegato benissimo, è sempre acuto nelle tue indagini, è sempre con questo taglio anche gestionale molto interessante. C'è spazio sicuramente per una domanda, forse anche 2. Ecco lassù, 2 domande lassù, ok. Con la mia voce guarda si sente. La domanda veloce è la recinzione l'hai fatta dallo stabilimento balneare, hai chiuso tutta la spiaggia
No, assolutamente, dobbiamo convivere. No, già spero non ci sia nessuno, ma già facciamo dei leggeri ampliamenti ogni anno, perché in realtà volevamo i fraticelli e quindi abbiamo dovuto allargarci, però quando poi sono arrivati i fraticelli la gente era contenta. Noi diciamo recintiamo stabilmente metà della parte diciamo naturalistica che c'è, scusate che becco eccola qua. Praticamente queste sono le concessioni, questa è la parte naturalistica, noi diciamo recintiamo da qua, da metà verso la diga. Di qua non possiamo, cioè il comune ci aveva detto ancora nel 2013 procediamo per passi, però è anche vero che tutti i nidi che spuntano vengono recintati con recintini, chiamiamoli volanti, di 12 metri e mezzo di lato, e anche qui dove c'era la colonia Fraticello avevamo fatto un recinto di, non mi ricordo, 100 metri per 100 per tutta la stagione. Abbiamo questi margini, però il recinto fisso, quello diciamo nell'area di allevamento, che è la fondamentale, è solo in quella metà di là. È un recinto in rete, ma insomma l'abbiamo esposto nelle altre volte, quindi anticane. E Paolo? Sì, è molto interessante. Volevo sapere una cosa, Antonio. Mi sembrava che anche in passato aveste provato a usare dei rifugi tipo tubi, perché i piccoli dei fratini si vanno anche a nascondere e imparano bene questa tecnica. Avete provato ancora questa cosa, oppure se avete visto che non funziona assolutamente? Allora, questo è un tema delicato, nel senso che si va, diciamo, nella gestione artificializzante massima. Allora, se si è in un contesto di mancanza di vegetazione, sono soluzioni che vengono messe in pratica. Io personalmente non le amo, anche perché i frattini da noi non ci pongono questo problema, perché vengono tutti nella parte naturalistica, i pulcini. Loro li usano, ma come usano qualsiasi cosa ombreggiante che ci sia in spiaggia. E comunque bisogna stare attenti, perché ad esempio il gheppio e la cornacchia sono bestie intelligenti, per cui impiegano poco a fare la relazione. Era stato proposto da qualcuno che poi è anche andato via perché non ha accettato che fosse stata bocciata la sua proposta, di fare una scacchiera di teli antigrandine in tutta la spiaggia, che io ho detto sì, o la scacchiera o io, perché cioè non può aver senso. Se una specie ha bisogno di tanto per sopravvivere, allora lasciamola morire in pace. E comunque volevo dire una cosa solo alla fine, che noi riteniamo che siamo all'ultima spiaggia comunque per il frattino, perché o riusciamo a lavorare con le colonie di Fraticello e di Beccaccia di Mare, o di fatto non abbiamo un successo riproduttivo sufficiente, perché abbiamo troppi predatori. Al lido non si caccia, io non sono per la caccia assolutamente, ma rispetto ad aree vicine in cui si caccia o in cui c'è l'agricoltura, l'agricoltore alla cornacchia spara, e ve lo dico perché conosco direttamente. Quindi noi abbiamo una densità e una come si dice, impudenza, diciamo, di questi corvidi che è impressionante. E quindi con tutto il lavoro che abbiamo fatto, con tutte le cose che abbiamo messo in campo, e non c'è nessuno in Italia che abbia trovato cose in più da mettere in campo, non stiamo cavando il ragno dal buco. Se non funziona, se non riusciamo a garantire una qualità di spiaggia sufficiente perché ci stia stabilmente il fraticello, noi il frattino lo perdiamo al lido, come è stato perso a Caroman e come ormai probabilmente è perso anche agli alberoni. Però pensiamo che sia una sfida fattibile. Infatti abbiamo anche proposto, e il provveditorato, l'ex magistrato alle acque, l'ha recepito e l'ha inserito nel piano delle compensazioni del Mose, di fare un'estensione della spiaggia, un'espansione che acceleri una dinamica che ovviamente è in atto, perché non puoi fare una spiaggia dove non ci sarebbero le condizioni idrodinamiche per mantenerla, ma un'espansione fatta proprio per dare habitat di specie e gestirlo come habitat di specie, uscendo dal conflitto tra la necessità di conservare gli habitat e la necessità di conservare la specie, perché se noi lasciamo che la vegetazione si affermi in equilibrio con il mare, la striscia di spazio buono per il fraticello e per il frattino è stretta, è perfetta, ma non dovrebbe esserci l'uomo. Se abbiamo anche l'uomo, bisogna artificializzare e ampliarlo un pochino. Scusatemi, ho rubato un sacco di tempo. No, grazie, è tutto molto interessante. E allora andiamo avanti con l'ultima relazione, rimaniamo sul frattino.
attività di alimentazione durante il periodo di incubazione del fratino nidificante a Cavallino Tre Porti, quindi ci spostiamo un po'. Gli autori Simona Imperio, Marco Piccone, Marco Basso, Lucio Panzarin, Fabio Berton, Jacopo Cecere, Lorenzo Serra. Sono Simona, sì. Simona Imperio presenta. Esatto. Operiamo tecnicamente, mi presento, sono una ricercatrice dell'ISPRA, lavoro nell'area avifauna migratrice. E già da queste prime parole avrete capito che, benché faunista, non sono veneta, però ho avuto il piacere di collaborare in questo progetto sul Fratino in Veneto, che fa parte di un progetto più ampio sullo studio dell'ecologia e la conservazione di questa specie. Parliamo di attività di foraggiamento, di ricerca del cibo nel periodo riproduttivo per gli uccelli. Questa attività è vincolata nel tempo e nello spazio dall'esigenza per l'individuo, per il genitore, di frequentare il nido per l'incubazione o la cura dei piccoli. Quindi un individuo che deve ottimizzare il suo spostamento, quindi si parla di escursioni di foraggiamento, e nella teoria si può spostare in tutte le direzioni, poi molto spesso non è così, comunque centrato sul nido, quindi si parla di central place foraging, appunto. Quanto sono grandi questi spostamenti? Dipende ovviamente dalle caratteristiche della specie, banalmente anche dalle sue dimensioni e dalla sua ecologia, dove il suo habitat, che cosa mangia. Allora, la prima specie, che è stata molto ben studiata perché grazie alle dimensioni era possibile già negli anni 70 di applicare un GPS, gli albatros, quindi possono spostarsi, fare spostamenti anche lunghi 8.000 km, ma un'altra specie marina molto più piccola comunque fa degli spostamenti molto grandi, fino a 1.000 km. Questo è un lavoro che abbiamo pubblicato recentemente. Quando parliamo di specie terrestri ci spostiamo nell'ambito di distanze dal nido di pochi chilometri. Se guardiamo più specificatamente i limicoli, abbiamo pochissimi esempi comunque di studi di spostamenti di foraggiamento durante il periodo riproduttivo, e comunque andiamo tra gli 1 e i 7 chilometri come distanze medie dal nido. All'interno della stessa specie questi spostamenti, l'entità di questi spostamenti possono essere influenzati da fattori estrinseci, intrinseci all'individuo stesso, quindi la qualità dell'habitat che influenza la quantità e la distribuzione del cibo intorno al nido, e le interazioni tra specie diverse, quindi anche predazione o competizione, anche per le specie coloniali ad esempio la competizione con individui di altre colonie. Come fattori interni abbiamo l'esperienza dell'individuo, che possiamo dire che è più o meno correlata con l'età, la personalità dell'individuo stesso, ma anche il diverso ruolo che i sessi possono avere nell'ambito della riproduzione, o le diverse caratteristiche fisiche appunto tra i sessi. Ad esempio, in un lavoro che abbiamo pubblicato recentemente sulla Berta Maggiore si è visto che le femmine che hanno un carico alare, quindi un peso sulle ali minore, riesce a sfruttare anche venti molto deboli per andare più lontano rispetto ai maschi, che invece vanno lontano soltanto in condizioni di vento forte. E similmente col condor, che anche in questo caso i maschi sfruttano i venti più mattutini, e quindi c'è una separazione temporale tra maschi e femmine. L'esigenza di ottimizzare appunto queste escursioni di foraggiamento e altri fattori, tra cui l'esperienza, può o no portare le specie a una fedeltà al sito di alimentazione durante il periodo riproduttivo. Abbiamo quindi studiato per la prima volta cosa succede nel fratino, che parlo ovviamente molto brevemente perché sono tutte informazioni note. Comunque è un piccolo limicolo, metto qui il peso per renderci conto poi delle dimensioni dello strumento, che nidifica in una piccola buca a terra, in molti diversi ambienti, comunque principalmente vicino ad ambienti umidi, in una stagione riproduttiva che è molto ampia, che va da marzo a luglio alle nostre latitudini, e si nutre di insetti, crostacei, molluschi a terra e appena sotto la superficie terrestre. Sapete che è in diminuzione in tutta Europa per perdita di habitat, disturbo antropico diretto e indiretto, e soprattutto in Italia è considerato minacciato per una diminuzione, è entrato in questa categoria per una diminuzione di più del 50% in 10 anni, ma localmente ovviamente ci sono state delle diminuzioni molto più pronunciate.
Noi ci siamo concentrati appunto nel comune di Cavallino Tre Porti, un litorale che è lungo circa 15 chilometri, è caratterizzato da una spiaggia relativamente ampia e da una pineta retrostante dove si trovano campeggi ed altre strutture. Metodi, come avrete capito, abbiamo utilizzato quindi la tecnologia GPS, che ha permesso ormai da diversi decenni di seguire moltissime specie di uccelli, ma soltanto recentemente si è stato in grado di miniaturizzarle tanto da poterle essere utilizzate anche in uccelli intorno ai 30-40 grammi. Quindi questo strumento è un data logger, quindi immagazzina dati e va ritirato per poterli scaricare, anzi ha una tecnologia tale per cui vanno anche decodificati, pesa circa 1 grammo, diciamo, arriva a 1,2 grammi con tutta l'attrezzatura, diciamo, per legarlo all'animale, e viene applicato appunto tramite leg loop. Tra il 2018 e il 2019, diciamo più o meno tra metà aprile e metà giugno, sono stati catturati un totale di 20 individui. Posso abbassare la mascherina? Io no. È stato scelto di prendere soltanto un individuo per nido per minimizzare l'eventuale impatto, che non era comunque conosciuto. Tutti i nidi erano comunque provvisti di gabbietta, quindi sicuramente non ci sono stati casi di predazione. Tutti gli individui sono stati ricatturati tra i 4 e i 6 giorni dopo e lo strumento era stato settato con un fix ogni 2 ore. Di questi 20, un maschio e 2 femmine hanno abbandonato in questo lasso di tempo tra la cattura e la ricattura. Il maschio poi è stato ricatturato su un nuovo nido, ma poiché diciamo, i fix raccolti non erano di un animale che effettivamente era incubante, non sono stati considerati nelle analisi. Un maschio è stato ricatturato senza tag, una femmina ricatturata con tag ma senza dati, quindi in totale abbiamo dati disponibili di 7 maschi ed 8 femmine. Di questi qualcuno poi ha anche abbandonato il nido successivamente alla ricattura, quindi abbiamo voluto fare una statistica per vedere quanto poi è stato l'impatto della cattura-ricattura e applicazione del GPS. Se avete visto poi comunque i pesi, diciamo, vi faccio il calcolo, comunque era sempre inferiore al 3%, il carico del GPS con tutto il suo metodo di legarlo all'animale era minore del 3% del peso. Quindi abbiamo che dalla prima cattura fino alla fine, diciamo, dell'incubazione abbiamo avuto un 40% di nidi falliti, ma nei nidi di controllo, cioè quelli su cui gli animali non sono stati taggati, c'è stato un 70% di nidi falliti. Ora questa è una percentuale più alta in realtà, e che tiene conto anche di tutti gli animali che hanno nidificato anche successivamente, quando poi in realtà la percentuale di fallimento dei nidi è più alta. Comunque ci sembra di poter dire che non c'è stato un impatto perlomeno sulla nidificazione. Questi sono i nidi, dovrebbero essere appunto 15 nidi, in realtà non si vedono perché alcuni sono sovrapposti. Ecco qui, questi sono i fix ottenuti. Diciamo che poi dopo la pulizia dai fix ritenuti non affidabili per un valore che viene registrato dal GPS stesso, abbiamo ottenuto un po' meno di 800 fix in totale. Già potete vedere più o meno le distanze che vengono percorse, quindi abbiamo molti fix sulla spiaggia, alcuni in laguna, e vedete i colori corrispondono agli individui, vedete anche che ci sono dei raggruppamenti. Si potrebbe pensare che questi fix raggruppati siano consecutivi, ma in realtà quando poi andiamo ad unire questi fix in ordine temporale, vedete che ci sono proprio delle vere escursioni di foraggiamento, cioè un andare avanti e tornare indietro molto frequente. Quindi distanze dal nido. Arriviamo fino a quasi 16 km come distanza massima. Faccio una premessa, qui ho tolto tutti i fix sotto i 50 metri perché altrimenti la mediana veniva schiacciata sullo zero, però diciamo guardando soltanto i fix oltre, diciamo, il raggio di azione del nido, vediamo che abbiamo una mediana sia per le maschi che per le femmine di 5 km. Non c'è differenza significativa né tra sessi né tra i 2 anni.
Questa è la frequenza delle distanze, vedete appunto questo picco sullo 0 che ovviamente rappresenta l'incubazione. Se guardiamo in maniera più di dettaglio i primi 100 metri, vediamo che c'è appunto questo picco nei primi 20-25 metri. Noi abbiamo deciso che i primi 25 metri potessero rappresentare l'incubazione, così ecco, qui ve lo rappresento un po' con la nuvola di punti intorno al nido, un po' perché dobbiamo considerare anche l'errore del GPS, sono strumenti sofisticati, ma comunque un po' di errore bisogna considerarlo, e poi comunque anche piccoli spostamenti anche dovuti a disturbi temporanei possono comunque essere considerati che l'animale si trova in incubazione o nei pressi del nido. Per cui quello che abbiamo fatto innanzitutto è un modello della probabilità di essere in cova, quindi un modello lineare generalizzato, misto, quindi tenendo conto dell'identità dell'individuo, in cui spero di essere stata chiara, qui si capisca, cioè la probabilità di incubare, quindi un modello binario, 0 fuori dai 25 metri, 1 all'interno dei 5 metri, con variabili dipendenti il sesso e la luce-notte e la loro interazione. Sono risultati tutti altamente significativi, e qui abbiamo il risultato che più o meno sappiamo, insomma, ci aspettavamo, e cioè che i maschi incubano prevalentemente di notte, le femmine incubano prevalentemente di giorno, con una piccola differenza tra sessi in cui nel maschio comunque c'è un po' di frequentazione del nido anche di giorno. Questo conferma quello che effettivamente si vede, cioè il maschio ogni tanto presidia comunque l'area del nido, eventualmente se è presente nelle vicinanze è pronta a dare il cambio alla femmina se per esempio questa viene disturbata e si allontana dal nido. Quello che non sapevamo era cosa succedeva di notte. Le femmine giustamente non lo fanno, si delegano direttamente al maschio l'incubazione durante la notte e non sono quasi mai presenti nell'area del nido. Dopodiché abbiamo voluto vedere appunto come viene utilizzato l'habitat. Qui abbiamo una rappresentazione del corin, abbiamo raggruppato i fix ovviamente nell'area di laguna delle balene e quelli presenti in spiaggia, quindi questa è la suddivisione dei due habitat. Solo uno dei fix non è incluso nei due habitat considerati, pensiamo che sia semplicemente un fix di passaggio, quindi l'abbiamo poi escluso dalle analisi successive. Qui torniamo alla distanza del nido, dividendola sempre oltre i 50 metri dal nido, dividendola tra i due habitat già vediamo che le cose sono molto diverse, cioè se li consideriamo come fix di foraggiamento vediamo che comunque in spiaggia possono fare ancora distanze considerevoli, comunque arrivare ai 7-8 km, ma principalmente rimangono nei pressi del nido con una media di circa 700 metri. In laguna invece c'è una media di 5 km, scusate, una media di 7 km, questa è la mediana. Quindi veramente distanze considerevoli, anche se consideriamo quello che poi sono stati i risultati per altri limicoli appunto. E adesso volendo appunto andare un po' nel dettaglio dell'utilizzo dell'habitat, ovviamente quando ci troviamo di fronte ad una laguna quello che ci viene da pensare è pensare al livello di marea. È molto studiato in questa specie e in altri plover che l'attività di alimentazione è molto influenzata dal livello di marea, sia nelle lagune ma anche nelle spiagge. L'attività di alimentazione aumenta quando il livello di marea è più basso. Qui, avendo i due ambienti, abbiamo voluto vedere che cosa accadeva. Quindi abbiamo scaricato i dati della rete meteomarografica nel sito dell'ISPRA. Ovviamente la stazione migliore sarebbe stata quella di Treporti, ma non c'era una serie completa per i due periodi considerati, del 2018 e 2019, quindi questi sono i dati delle stazioni che avevano dati completi per quei due periodi. Alla fine abbiamo deciso di prendere due stazioni che diciamo racchiudevano l'area dove i fratini si sono alimentati, e abbiamo fatto la media tra le due, la media temporale tra le due.
e quindi abbiamo fatto un nuovo modello, di nuovo un modello lineare binario per la probabilità di alimentarsi in laguna, quindi i punti erano stati classificati come 0 spiaggia, 1 laguna, e come variabili esplicative abbiamo di nuovo usato il sesso, il giorno-notte, e aumentato e aggiunto il livello di marea e le interazioni tra queste tre variabili. Di nuovo risultati molto significativi. Adesso spero che i grafici siano chiari. Comunque quello che è venuto fuori e che ci ha sorpreso è che effettivamente nei maschi c'è un comportamento che è molto influenzato dal livello di marea, e cioè quando le maree sono molto basse è più probabile che vadano ad alimentarsi in laguna, quando le maree sono molto alte è più probabile trovarli in spiaggia. Questo non accade per le femmine, cioè sembra che per le femmine non ci sia alcuna influenza del livello di marea. Andando a vedere invece l'interazione tra sesso e giorno-notte, troviamo quello che invece spinge la femmina ad alimentarsi in laguna. Semplicemente la femmina frequenta la laguna di notte senza, diciamo, tener conto della marea alta o bassa, mentre per il maschio non è così. Ho già finita. Vabbè, comunque diciamo che per darci una spiegazione torniamo a vedere com'è l'ambiente analizzato, appunto questa pineta che può ospitare molte specie, anche predatori, e quindi ci siamo chiesti se per la femmina l'evitare la spiaggia di notte poteva essere una questione appunto di evitamento del predatore. Abbiamo pensato che predatori terrestri, mammiferi terrestri, insomma non potessero, diciamo, addirittura fare evitare questo ambiente a un animale, a un uccello che si sta alimentando sulla spiaggia, e quindi abbiamo pensato che potesse essere, non abbiamo la prova diretta, però pensiamo che possa essere un predatore notturno come il gufo comune, che effettivamente è presente nella pineta. In letteratura effettivamente è dimostrato che ci sono alcune aree idonee per il roosting e il foraggiamento che vengono evitate di notte dai limicoli, proprio per la presenza di predatori notturni. Questo è un esempio di un lavoro di Pirsma, dove addirittura nel ventriglio di un gufo di palude è stato trovato un piovanello pancia nera. Sulla ripetibilità vi dico soltanto appunto che abbiamo fatto questa analisi che ha dimostrato che c'è effettivamente una fedeltà del sito dell'alimentazione sia nei siti di alimentazione di spiaggia che nei siti di alimentazione della laguna, quindi una fedeltà una grande fedeltà molto significativa per tutti e due gli ambienti. Quindi le conclusioni semplicemente che abbiamo trovato diverse informazioni nuove. C'è una conferma dell'alternanza giorno-notte, ma con piccole differenze tra i sessi. Adesso parliamo di questo tipo di ambiente, sarebbe bello vedere che cosa succede in altri tipi di ambienti dove i fratini nidificano. Abbiamo trovato che le distanze di foraggiamento non sono diverse tra i sessi, ma ovviamente tra gli habitat, molto ampie, molto più ampie di quello che ci si aspettava, anche rispetto ad altre specie di limicoli. Potrebbe essere dovuto ai lunghi turni di cova di questa specie. Appunto questa scelta dell'habitat che è diversa, che è legata a fattori diversi tra maschi e femmina, e un'alta fedeltà individuale al sito dell'alimentazione, che anche quella potrebbe essere una sorpresa, ma dovuta probabilmente alla necessità di ottimizzare, appunto di trovare luoghi idonei in poco tempo durante l'alimentazione, e comunque è un meccanismo che diminuisce la competizione interindividuale. Quindi questo studio con i GPS ci ha permesso di rilevare degli aspetti sconosciuti su una specie che nonostante tutto è anche ben studiata. Finisco, ringrazio il comune di Cavallino Tre Porti che ha permesso e pagato gli operatori che hanno lavorato sul campo, gli Asso Camping, il camping di Marina di Venezia, Casavio e Union Lido, che hanno finanziato gli strumenti, tutti quelli che insomma hanno contribuito al lavoro di campo. Ne metto uno per tutti, il professor Grigio, che aveva partecipato alle attività e è entusiasta di questo come di tante altre cose. Comunque avevamo preso accordi per una collaborazione in questo senso. Grazie a tutti. Grazie, davvero interessante. Abbiamo lo spazio per una domanda. Ecco. Sì, grazie. Sì, complimenti per il lavoro. Volevo fare questa domanda. Io l'anno scorso, so che il naturalista Federico Fanesi, marchigiano,
aveva segnalato dei casi di fratini con anello con episodi di necrosi. Ecco, quindi la mia domanda è questa: avete a riguardo fatto uno studio, avete dei dati, diciamo, che possano tranquillizzare da questo punto di vista tutti quanti noi? Allora, grazie per la domanda. Effettivamente quest'anno facciamo partire un monitoraggio a tappeto, diciamo, in tutte le zone dove abbiamo dei gruppi locali che lavorano in questo senso, per verificare se la presenza dell'anello o meno possa creare dei problemi alle zampe. Nel caso delle Marche sono stati veramente due casi particolari. Vabbè, un caso in realtà era un pulcino che ci è stato segnalato, era inanellato solo con l'anello metallico, ma in realtà si sapeva che era stato maneggiato da dei bambini che gli avevano rotto una zampa, quindi quel caso non era dovuto all'anello, anche perché lo aveva da pochi giorni, quindi non aveva problemi. Mentre c'è un caso dubbio effettivamente di presenza di problemi oltre l'anello, che potrebbe essere stato dovuto a materiale che si è incastrato sotto l'anello. In ogni caso conosciamo tanti casi, ci sono stati segnalati tanti casi di animali che hanno avuto problemi alle zampe non dovuti all'anello, quindi quello che vogliamo fare appunto è chiedere a tutti di fare un monitoraggio di animali con anello e senza anello per vedere se questa percentuale cambia rispetto appunto tra animali inanellati e non. Abbiamo avuto sentore che comunque ci è stato segnalato dagli inanellatori che l'anellino plain, quello senza codice, era effettivamente un po' troppo stretto, quindi abbiamo chiesto al produttore di cambiarlo. Speriamo che già questo possa fare la differenza, insomma. C'è un'altra domanda da Antonio. Abbastanza antropizzata, nel senso usato per il turismo. E pensate che la disponibilità di cibo in spiaggia possa avere un'influenza magari nella tipologia anche di prede, quindi magari qualcosa che il maschio di giorno riesce a individuare, la femmina di notte magari no? Nel senso, è possibile che in spiagge più sporche, chiamiamole così, dove c'è più detrito, la cosa cambi? Eventualmente l'invito è a passare il canale di porto e venire anche dalla parte nostra. E poi ho visto nella distribuzione dei fix che la parte verso la diga, direi 200-300 metri, verso la diga di Punta Sabbioni, non aveva nessun fix. Volevo sapere come spiegavate questa cosa. Allora, riguardo alla prima domanda, sicuramente sulla disponibilità di cibo in spiaggia non saprei, non penso che possa esserci una differenza per cui il maschio riesce a trovare più cibo rispetto alla femmina. Il mio pensiero è che il maschio tenda, se può, se non ha, magari le condizioni non sono favorevoli in laguna per alimentarsi, ne approfitti per passare, diciamo, nei pressi del nido, controllare che sia tutto a posto e quindi mangiare poi nei dintorni. Noi adesso abbiamo allargato un po' le ricerche anche alle spiagge dell'Emilia Romagna e delle Marche e vediamo che effettivamente i maschi stanno in spiaggia, selezionano più in base, diciamo, a posti che possono dargli un po' più di tranquillità per l'alimentazione che altro, e anche posti per esempio diciamo delle uscite di fossi semi-interrati che noi pensavamo avessero più disponibilità di cibo e quindi li trovavamo lì spesso pensando che avessero più disponibilità di cibo, invece di notte non vengono frequentati, quindi in realtà probabilmente è semplicemente perché sono punti più tranquilli dove non vengono messi gli ombrelloni, dove non passano le persone, quindi nella spiaggia c'è proprio più una selezione di posti tranquilli rispetto che posti più favorevoli. In altri posti abbiamo visto che vengono selezionati ovviamente positivamente le foci dei fiumi, quello sì. E non mi ricordo la seconda domanda. No, quello non. Sì, effettivamente. Non saprei dire. Va bene, allora abbiamo concluso questa mattina, credo molto molto interessante.